tutti voi, buongiorno, ben trovati in diretta dal Salone del Parlamento del Castello di Udine. Tra pochissimo inizierà questo evento per celebrare i 70 anni dell'Ente Friuli nel mondo. L'occasione è la convention annuale che riporta in Friuli tantissimi corregionali dall'estero. Un'occasione importante, quella di oggi, per abbracciare tutti i friulani che si trovano nei 5 continenti del mondo, ma sarà anche un'occasione importante per riflettere su questa rete importantissima che nel corso di questi 70 anni di storia si è creata, e per parlare anche delle nuove opportunità legate al progetto del turismo delle radici, un progetto molto importante che può anche valersi dei fondi previsti dal PNRR. Allora, per entrare nel vivo di questa cerimonia, direi di partire subito con un video realizzato da Massimo Garlatti Costa che ci introduce al tema di oggi. Ogni strada che hai attraversato sempre dal media e cammini tanto che tutta sta bruciando. Se al canal vesti là in taverno tu puoi stornare e cammini che tutta sta bruciante quando tu vegni sempre qui spesso resti c'è nuove di lì. Cammini anche tutta sta bruciante quando tu vegni sempre qui spesso resti c'è nuove di lì quando tu vegni sempre qui spesso resti c'è nuove di lì. Benvenuti dal Salone del Parlamento da parte del Friuli. Mandi furlans sparnizzati in tutto il mondo. Veramente con soddisfazione, emozione, voi vi parti un saluto. Buone giornate, buone sere, buone notti, perché in tutto il mondo voi sono orari completamente diversi. Qua 70 anni fa si è riconosciuta l'emigrazione friulana. Qua è nato il Friuli, nella sede del Parlamento della Patria del Friuli. Era il 20 giugno 1953, ben 10 anni prima della Costituzione della nostra regione. Qua 70 anni fa è stato costruito quel ponte di affetti, di relazioni fra i friulani rimasti in patria, vicini, e quelli purtroppo lontani, liberi di dover partire. Libers di scognì la tor per mantenere le loro famiglie. E se 70 anni fa venne costruito questo grande ponte che lega i friulani, allora non c'erano le televisioni, non c'erano i telefoni, si aspettava quella lettera che via mare
talvolta non arrivava. C'era un po' la radio ad onde corte, che l'Ente Friuli nel Mondo, grazie al contributo della RAI, forse trasmetteva. C'era la rivista Friuli nel Mondo, che tutti si aspettavano bimestralmente a casa. Oggi questo ponte è più vicino con le tecnologie, con le videoconferenze, con la televisione. Io qua devo ringraziare l'ACLIF e l'ALEF, qui rappresentato, io posso dire anche dal presidente Cisilino, da William, per aver sostenuto una trasmissione bellissima, Gnovis dal Mond. Settimanalmente il giovedì sera Telefriuli trasmette quello che sono gli avvenimenti, i fatti, ma soprattutto anche con l'Ente Friuli nel Mondo, grazie a Vera, Francesca, Christian, che raccolgono i filmati che arrivano nel mondo, perché a noi interessa sapere quello che succede nelle altre parti del mondo. Questo grazie a Telefriuli, grazie alla felice intuizione di Alessandra Salvadori, la direttrice, a cui lascio pienamente il microfono e ringrazio. Grazie al Presidente Loris Basso, benvenuti a tutti, mandi a Ducchia. È un'occasione insomma davvero molto importante quella di oggi, in un luogo, come ricordava il Presidente Basso, estremamente importante, perché di fatto tutto è nato qui. 70 anni di storia hanno avuto origine qui, e l'aspetto fondamentale che sottolineeremo più volte oggi riguarda la rete di relazioni che in questi 70 anni si è stati capaci di costruire. Una rete importantissima, una rete che si nutre oggi grazie anche, forse soprattutto, ai giovani. Lo scopriremo. I giovani hanno avuto un ruolo importantissimo, soprattutto dopo il periodo duro, difficilissimo della pandemia, per ridare vitalità, per trovare nuovo slancio, per guardare al futuro forti certamente di quello che si è fatto, di quello che si è costruito nel passato, ma tenendo naturalmente anche conto del fatto che i tempi sono cambiati, che sono successe tante cose delle quali bisogna tener conto per reindirizzarci in qualche maniera e far fruttare nel modo migliore possibile tutto il patrimonio di relazioni, di conoscenze, di competenze che si è costruito in 70 anni di storia, che sono davvero tantissimi. All'inizio del nostro incontro avete visto un video di Massimo Garlatti Costa ai friulani nel mondo, un video che era stato realizzato in occasione del 60° anniversario dell'Ente Friuli nel Mondo, un filmato che racconta molto bene, in maniera estremamente efficace, come l'Ente Friuli nel Mondo e come questa regione siano stati capaci di anticipare in qualche maniera un progetto del quale parleremo a fondo nel corso di questo incontro, un progetto che è una grandissima opportunità per questo territorio e per tutta l'Italia. Il progetto in questione è quello del turismo delle radici, ne parleremo. I volti delle persone, i volti degli emigrati che ritornano in questo territorio, la loro emozione stampata nei sorrisi, stampata negli sguardi, ma insieme anche l'emozione dei più giovani che hanno origini friulane ma non sono nati qui e che arrivano in Friuli grazie appunto a tutti i progetti che sono stati pensati e sostenuti nel corso degli anni, e per la prima volta vedono quanto hanno sentito raccontare dai genitori, dai nonni, e quindi la grandissima sorpresa è poi quello slancio che si traduce magari anche in una volontà non solo di tornare qui per una vacanza, per un periodo di studi, ma perché no, anche stabilmente. Su questo si sta lavorando moltissimo. Questo evento di oggi è finanziato dalla Regione, in particolare dal Servizio Lingue Minoritarie Corregionali all'estero, con il sostegno del Comune di Udine e della Fondazione Friuli. La bellezza di questo evento è che vede rappresentati qui davvero tutti i 5 continenti, con tanti fogolars furlans che approfittano di questa convention, sebbene quest'anno in un periodo diverso rispetto al solito, a quello tradizionale, vengono qui in Friuli, e abbiamo
Vediamo rappresentati tra il pubblico i Fogolars di Italia, Austria, Belgio, Francia, Malta, Spagna, Svizzera, Ungheria, Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela, Canada, Cina, Russia e Sudafrica. Spero di averli ricordati un po' tutti. E poi presenti tra il pubblico anche i partecipanti ai progetti internazionali che sono stati appunto organizzati dall'ente grazie al sostegno della Regione, progetti diversi che si sviluppano in ambiti diversi ma rientrano tutti in quello che è lo spirito che ben raccontava il Presidente Basso, con il quale si muove l'ente Friuli nel mondo assieme alla Regione. E allora il corso di perfezionamento valori identitari e imprenditorialità, promosso con l'Università degli Studi di Udine, poi alla scoperta delle proprie radici, ancora Foramba con Confartigianato Imprese Udine. Questo appunto per evidenziare e sottolineare ancora una volta come da anni in Friuli Venezia Giulia si lavori proprio all'insegna di quello spirito e di quegli obiettivi che oggi si dà il progetto turismo delle radici. Questo come introduzione. Prima di andare a sentire i nostri relatori, un momento musicale in apertura di questo incontro che sarà scandito dalle note, dalla voce del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine. Un inizio quasi scontato, perché cominciamo con Inquintri al domani, imni ufficiale dal Friul, musiche di Walter Sivilotti, parole di Renato Stroili Gurisatti. La voce è quella di Sabrina Chillè del triennio pop rock del Conservatorio Statale Tomadini di Udine, arrangiamenti e pianoforte di Walter Sivilotti. Prego.
E insomma, quale introduzione migliore se non questo inno? Vi ringraziamo di cuore allora per queste note, splendida la voce, complimenti davvero. Allora un ringraziamento e un saluto a tutte le autorità presenti oggi, civili, militari, religiose anche. Vedete già qui al tavolo, salutiamo il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, accanto a lui il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Loris Basso. Un saluto e un ringraziamento per la sua presenza anche all'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che tra le sue deleghe ha anche quella dei nostri appunto corregionali all'estero. Un saluto a Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana. Grazie poi ai consiglieri regionali che vedo presenti, all'onorevole Loperfido, anche all'europarlamentare Elena Lizzi. Insomma, un ringraziamento davvero a tutti quanti per essere qui presenti. Allora iniziamo subito con i saluti. Chiedo al sindaco di attivare il microfono per portare il suo saluto. Prego. È già attivo, ecco. Allora, bentrovati a tutti. Per me è un onore essere qui a portare i saluti in questo storico palazzo della Patria Friuli a tutti i corregionali che ci stanno guardando da tutto il mondo, e quindi bentrovati a tutti. La città di Udine, che come sappiamo è considerata la capitale del Friuli, ovviamente è molto contenta che sia tagliato questo traguardo dei 70 anni, un traguardo che la dice lunga sul fatto che c'era un'esigenza di legami che venivano addirittura prima della costituzione della regione, eccetera. E a questa, diciamo, comunità di corregionali all'estero partecipano tante istituzioni, la regione in primis, il comune, ma anche ovviamente Friuli nel Mondo, la filologica. Ieri ho avuto l'opportunità di visitare proprio la filologica con Vicario e il direttore che mi hanno ospitato, ma ci sono tutta un'altra serie di enti che lavorano su questo, diciamo, l'Arlef, e quindi abbiamo il museo etnografico, abbiamo insomma l'università che ha svolto un ruolo importante. Qui vedo la Bombi, la ringrazio, da anni organizza proprio un incontro, diciamo, dei corsi proprio per i ragazzi che dagli altri continenti vengono in questa nostra città per fare, diciamo, per ritrovare le proprie identità, le radici. Ecco. Quindi io credo che in questo diciamo, progetto di mantenere viva l'identità friulana ci sono tanti enti, e ringrazio tutti quanti che lo fanno, diciamo, nei loro modi e nelle loro possibilità. Io ricordo l'importanza quando l'Ateneo di Udine ha dato delle honoris causa a friulani che sono all'estero. Si creano grandi emozioni. L'abbiamo data a 2 costruttori, l'abbiamo data anche a Fantino, che in Canada poi è diventato addirittura ministro, poi ha voluto riceverci addirittura nel Parlamento canadese. Questo per dirvi quanto forte sia il riconoscimento di queste persone che pensano alla loro terra d'origine. Ecco, quindi mi ricordo una volta a Melbourne, lì parlai col presidente che mi disse: ma quando venni qua 60 anni fa, dopo un primo anno difficile, avrei voluto tornare in Friuli anche in ginocchio, ma poi è riuscito nella sua attività e poi ha portato a Melbourne tutti i fratelli e le sorelle, anche i genitori. Questo per dirvi quanto nel cuore delle persone rimanga fortissimo l'identità linguistica, l'identità culturale, eccetera. E quindi benvengono questi, diciamo, momenti dove rinforziamo l'appartenenza al Friuli, al nostro paese, all'Europa e, diciamo, a tutti i continenti. Credo che la fama dei friulani nel mondo sia una fama di persone capaci, che si impegnano, che lavorano e contribuiscono alla ricchezza dei paesi dove abitano, e quindi sono un grande orgoglio anche per noi. E quindi rinforziamo questo legame e noi crediamo che ci siano tutte le condizioni perché questa
questa sinergia possa continuare nel tempo, e mi auguro molto che si possa immaginare una specie di Erasmus dei nostri studenti universitari in tutti i paesi, nelle università dove abbiamo professori corregionali, dove abbiamo imprese, studi professionali. Ecco, io credo che se riuscissimo a interfacciare, diciamo, i giovani diciamo, del Friuli con i nostri colleghi all'estero, sarebbe un grande risultato. Voglio ricordarvi che quando ho fatto per 3 anni il Presidente del Friuli, lo so per esperienza, prima veniva accennato, quanto importanti siano le storie raccontate tramite la TV a tutti gli altri, perché la storia di ciascuno è un pezzo del mosaico della storia del Friuli. Quindi viva il Friuli, viva Udine, viva il Friuli nel mondo. Un saluto a tutti i nostri corregionali all'estero. Arrivederci. Grazie al Sindaco di Udine. Invito qui al podio l'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, per portare un saluto. Grazie, prego. Un saluto da parte mia, specialmente portare la vicinanza e l'adesione di tutta l'Arcidiocesi a questa benemerita associazione, ecco, e a tutta la rete di Focolare Furlan. Devo dire che quando sono arrivato qui a Udine come vescovo, ormai 13 anni e mezzo fa, quella dell'ente Friuli nel mondo e di tutta la rete di Focolare che qui si è costruita è stata una delle scoperte molto significative. Venivo da Treviso, dove c'era comunque un'associazione di trevisani nel mondo, però qui ho trovato, e spero non c'è nessun trevigiano che mi ascolta, ho trovato un'idealità, anche un'organizzazione, un senso dei rapporti veramente molto forte. Un po' l'ho vissuta anche personalmente in qualche occasione con i Focolari. Ricordo benemerito dottor Degano col Focolare di Roma, con cui abbiamo avuto vari incontri, il viaggio col dottor Vittori in Argentina, la visita ai Focolari di Cordoba, Buenos Aires, Colonia Carogia, eccetera. Quindi penso che sia veramente un merito del Friuli questo. Aggiungo anche dicendo che spero, mi auguro che sia la volta buona, che in tempi molto brevi anche come Chiesa possiamo offrire un ulteriore contributo a questa coesione religiosa e culturale con l'approvazione del messale in lingua friulana. Sto seguendo da 12 anni questo percorso che vi assicuro chiede molta pazienza e anche un po' di diplomazia, perché approvare un testo liturgico è un passaggio molto molto impegnativo, non è un qualunque testo, perché dentro un testo liturgico non ci può essere nessun sbaglio che riguardi la fede, perché i testi liturgici sono testi che fanno norma di fede, e quindi c'è un grande verifica, insomma. Comunque devo dire grazie anche a collaboratori che sono diventati ormai quasi di fama nazionale come competenze liturgiche. Spero che siamo alla fase finale. La fase finale comporta 2 passaggi. Uno, l'approvazione di tutti i vescovi italiani in assemblea, vuol dire 200 vescovi, dobbiamo portare a casa 2/3 di voti favorevoli. La cosa non è così semplice, anche perché è la prima lingua non italiana che entra in Italia, lingua liturgica, quindi bisogna anche far capire cosa significa. Comunque sono fiducioso, ecco, e poi l'altro passaggio è avere la confermazione, cioè la conferma dal Dicastero della Santa Sede, ma quello diciamo mezzo ce lo siamo già guadagnati. Quindi spero che qua entro fine anno abbiamo anche questo guadagno, questa offerta che la Chiesa fa,
che certamente per mantenere le radici cristiane, non solo qui, ma anche tra i focolari all'estero, cristiane, di fede e anche di cultura. Se ci sarà faremo gli adeguati festeggiamenti quando sarà ora. Grazie. Grazie allora all'Arcivescovo che ci ha portato un messaggio di grande speranza, perché questo del messale in lingua friulana insomma è una questione molto viva, di grande interesse per questo territorio. Ci fa molto piacere sapere che siamo arrivati a un punto importante, forse di svolta di questo percorso. In rappresentanza del Consiglio di amministrazione della Fondazione Friuli chiamo a portare il saluto la dottoressa Francesca Venuto, prego, a lei. Grazie, un saluto a tutti, Manda Duce. Ringrazio appunto per questo invito che mi rende grande onore e con piacere porto il saluto del Presidente della Fondazione, il dottor Giuseppe Morandini, che qui rappresento, per far sentire la vicinanza della Fondazione a questo importante appuntamento, la convention annuale dei friulani nel mondo, che proprio qui ha avuto la sua proclamazione ufficiale 70 anni fa. Ritornano a mente le grandi figure del passato, da Tiziano Tessitore a Ottavio Valerio, a Chino Ermacora, che hanno scandito la storia di un'associazione che tra le prime in Italia ha rappresentato i nostri emigrati all'estero. Tra quell'epoca e la realtà odierna il mondo è radicalmente cambiato. Anche se il Friuli nel mondo continua ad operare in tutti i continenti con i suoi focolari sempre più numerosi. Si continua a emigrare, lo fanno specialmente i nostri giovani, anche se con motivazioni diverse rispetto a quelle che caratterizzavano i nostri padri, i nostri nonni, che con tanti sacrifici andavano alla ricerca dell'opportunità di una vita migliore. Come tanti, anch'io ho parenti che si sono radicati in Canada, in Australia, in Venezuela. Cercare di riannodare le esperienze del passato, legame identitario tra i discendenti di coloro che hanno lasciato il Friuli molti anni or sono e i friulani di oggi, è una missione che l'ente persegue, come dimostra il progetto PNRR del turismo delle radici che verrà qui, di qui a poco illustrato. E non dimentichiamo l'importanza del ricco archivio di testi, parole e immagini, in gran parte digitalizzato, che custodisce la memoria di tante esperienze che formano il tessuto della nostra storia comune. Importante anche per chi non ha vissuto l'esperienza del distacco e l'inserimento in altri mondi, decisivo tassello nell'opera di salvaguardia e valorizzazione dell'identità del Friuli che la Fondazione persegue e che è orgogliosa di sostenere in una partecipazione avviata da tempo. Un rapporto riscontrabile anche nelle pagine del periodico mensile dell'ente, che possiamo vedere tutti noi, ci è stato distribuito gentilmente, e in occasioni preziose, per cui vorrei ricordare il progetto Studiare in Friuli, promosso dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale, sostenuto anche dalla Fondazione, che ha visto i protagonisti in visita presso la nostra sede attualmente in Palazzo Florio. 20 ragazzi, tutti discendenti da emigrati in Argentina, hanno voluto ritornare nella terra dei loro avi e prendere contatto con i luoghi, le famiglie di provenienza, sperimentando e aggiornando sul luogo cultura, tradizione, lingua, valori che sono stati loro tramandati e che nell'assimilazione in nuovi contesti rischiano di essere perduti. È il segno di quella volontà di intessere rapporti e scambi che arricchisce entrambe le parti, i friulani residenti nella loro terra e la grande famiglia di friulani sparsi in un contesto immensamente allargato. Esponenti, si potrebbe dire, di quel Friulaut, traggo il termine dal libro omonimo di Massimo D'Eliva che è apparso lo scorso anno, valori che speriamo non vadano appunto persi pur nel melting pot, o mescolanza o un misturon in furlane, che tende a fondere le esperienze più diverse. Un plauso dunque all'ente Friuli nel mondo, al presidente Loris Basso e ai suoi collaboratori che hanno predisposto non solo una manifestazione celebrativa, come è giusto che sia, data la ricorrenza così importante, ma soprattutto un programma articolato e coinvolgente in una dinamica che guarda al futuro dei rapporti tra questi mondi lontani geograficamente, ma idealmente convergenti, per riscoprirsi meno distanti e più simili. Benvenuti a tutti e a tutte in queste belle feste dai Furlans a Torpalmont, che chi si incontri e si scuviergini anche moplu i fradis. Mandi e grazie.
Grazie allora alla dottoressa Venuto. Chiamo qui sul podio il magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Roberto Pinton. Prego. Grazie molte e buongiorno a tutti e a tutte chi è presente qui in questo bellissimo contesto e chi ci segue da paesi lontani. La lingua ufficiale dovrebbe essere il friulano, ma io dopo l'ultima volta che ho fatto un saluto all'inaugurazione all'anno accademico ho ricevuto una mail da un mio affezionato studente, peraltro ha fatto anche un percorso in Argentina, che mi disse: grazie professore per l'intervento, ma sono crollate 3 osterie, quindi eviterò di portarlo, di darvi questo dispiacere, però quello che mi fa veramente piacere e mi dà emozione essere qui a celebrare questo compleanno. Quindi quello che voglio portare è il saluto dell'Università di Udine, l'Università del Friuli, e ovviamente un buon compleanno augurando moltissimi altri anni di celebrazione. Perché è importante per noi? Io stesso sono un emigrante, vengo da una regione di migranti, il Veneto. Certo, non ho fatto tutta questa strada e sono arrivato qui ormai 37 anni fa. Lo capisco bene, il friulano non lo parlo, ma lo capisco molto bene. E soprattutto quello che mi è piaciuto è questo spirito che ho preso e appreso. E ogni volta che mi trovo in Italia e nel mondo a ricordare, per esempio, che la nostra università è nata per volontà popolare, ecco, ci si riallaccia a questi principi che sono propri e che condividiamo, a questi valori che ha l'Ente Friuli nel mondo, oltre ad altre associazioni che qui sono molto ben rappresentate, con cui noi collaboriamo attivamente. In realtà non è solo una questione legata al sostegno, così come è nata, morale e di solidarietà nei confronti degli emigranti in tutto il mondo. Sono molti di più dei friulani ovviamente che risiedono in regione, ma ha assunto nel tempo una valenza molto importante nella creazione di rete fra competenze, esperienze diversificate che creano un valore aggiunto per lo sviluppo del nostro territorio, ma anche dei territori dove i friulani sono atterrati, sono arrivati e hanno generato poi generazioni successive. E credo che il riferimento ai giovani sia assolutamente importante. Perché guardate, i giovani non solo sono la linfa vitale della società, ma sono il sangue che scorre nelle vene di un'università, per esempio. A me piace ricordare, l'ha accennato il sindaco che in una vita precedente è stato mio rettore all'Università del Friuli, delle lauree honoris causa date ai friulani. Ecco, io ricordo quasi tutte, sono andato a sentire, ai friulani del mondo, che erano diventati grandi nel mondo, ma avevano fatto grande i Friuli del mondo, le accorate, bellissime lectio magistralis, in cui gente citava per esempio i costruttori, Mario Collavino, a cui è stato assegnato, è partito dalla chiesa di un paesino da Carnia e ha praticamente ottenuto la concessione per la Freedom Tower a Ground Zero. E ricordava in maniera commossa quando aveva costruito un marciapiede fuori da casa sua, così, perché non sapeva cosa fare. Il fine settimana è arrivato lì un canadese e gli chiedeva: scusa, ma perché fai questa cosa? Perché penso che serva, mi piace e può servire a me e alla comunità. E quest'altro si è messo con lui a lavorare. Voglio dire, è un messaggio che questo, una volta che nell'elenco, se dato il nostro sito, trovate l'elenco delle lauree honoris causa, significa che i ragazzi, se vanno a vedere questi documenti, sostanzialmente hanno un messaggio che è molto più forte del fatto di dire un friulano si è fatto strada nel mondo. Questi sono i principi che l'Ente Friuli nel mondo porta avanti e questo, secondo me, posso dirlo, Loris, Presidente, saluto anche i presidenti che sono seduti in aula, bisogna che lo sfruttiamo di più. Assolutamente, la rete internazionale. Io quando sono andato da preside nel 2010 in Brasile e in preside della facoltà di agraria e in Argentina per fare il doppio titolo, adesso esiste, sono stato accolto e guidato dai Foglar Furlans locali, d'accordo? E quindi questo è stato un momento di coesione, creazione e rete che è fortissima. Naturalmente adesso i nostri studenti che venivano dall'Argentina e Brasile, che sono venuti da noi, alcuni di questi adesso sono professori nelle locali università.
È una cosa incredibile, non può essere solo una questione locale, è una rete formidabile che va assolutamente curata e sostenuta. Ecco perché c'è la piena collaborazione da parte nostra. Si citava il corso Valori identitari e imprenditorialità. Qua ci sono 12 ragazzi che vengono da Brasile, Argentina e altri paesi, come ogni anno altri loro colleghi, non solo ad apprendere le radici, se è vero ciò che gli raccontavano i nonni o i bisnonni e poi attraverso i genitori, ma anche a capire come funziona il sistema Friuli, quali sono le reti che può avere, e poi portano a casa la loro esperienza. 14 edizioni in collaborazione con Ente Friuli del Mondo, sostegno della regione e credo una valenza praticamente internazionale. Ecco, poi si citava il tema dell'immigrazione. 3 mesi fa, Presidente, più o meno, abbiamo presentato degli esiti di un'indagine condotta dalla nostra Officina Demografia di Cantiere Friuli, il nostro laboratorio territoriale, e proprio in un evento con Ente Friuli nel Mondo, in cui abbiamo dimostrato ancora una volta che c'è emigrazione, soprattutto nei giovani di alta qualificazione. È una cosa a cui dovremo eventualmente, naturalmente, porre molta attenzione, anche come università, essere attrattivi in questo senso, assieme al sistema economico produttivo. Ma è chiaro che associazioni come Ente Friuli del Mondo possono essere molto utili da questo punto di vista, e il rapporto con i giovani che da noi vengono e portano in giro la loro esperienza. Io quindi, voglio dire, l'università è nata 25 anni dopo, ma ha ereditato e raccolto tutta questa forte, diciamo, questo impegno, e se dedizione al lavoro, impegno, qualificazione, apertura alla collaborazione, occhio forte all'innovazione sono questi i principi e i valori che girano per il mondo dal Friuli, sono i valori fondanti dell'Università di Udine. Quindi grazie davvero per l'invito, complimenti e soprattutto andiamo avanti. Noi ci candidiamo ovviamente come Università delle Radici. Grazie anche al Rettore. Saluto nel frattempo il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, che ci ha raggiunto e che oggi avrà il compito di tirare le conclusioni della giornata. Invito intanto al podio Graziano Tilatti, Presidente di Confartigianato Imprese, per il suo saluto. Prego. Un cordiale saluto dagli artigiani e dalle artigiane del Friuli a voi che tornate per il 50° di questa manifestazione. Grazie di essere tornati. Credo che in questo posto, Presidente Basso, dove è nata la rappresentanza dei friulani nel mondo, è nato anche qui l'Unione Artigiani del Friuli. E rileggendomi, nasce nel 1945, 3 mesi dopo finita la guerra, e rileggendo gli scopi per cui fu fondata, era quella di aiutare coloro che volevano intraprendere qui in Friuli dopo la devastante guerra, e coloro che dovevano partire e che volevano portare e assistere gli artigiani che andavano all'estero. E da lì è nata una storia. Se Leonardo Zanier diceva, ho letto il suo libro, diceva libers di partè, liberi di andare in giro per il mondo per cercare il lavoro e per rimandare delle risorse per la propria famiglia. Oggi parlare di queste cose è un po' difficile, però 15 giorni fa nel mio comune c'era un signore che ha raccontato non solo a noi ma anche ai nipoti la storia sua, la storia che nasce prima in emigrazione in Francia. In Francia dice, nonostante lavorassimo bene, meglio dei miei colleghi francesi, dice, venivamo ogni giorno presi in giro. E allora decisi di prendere il bastimento, perché quella volta si diceva la nave, e per fortuna, dice, ho preso, non so se per fortuna o perché non avevo soldi, sono andato negli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America, dice, dopo i 45 giorni a Ellis Island, dice, ho trovato la possibilità di lavorare. Ho lavorato pensando sempre al Friuli, e poi dice da
da operaio, ma da animo contadino, ho pensato quanti soldi potevo mettere via, in quanto tempo avrei potuto mettere via le risorse finanziarie per rientrare, per farmi la mia piccola azienda agricola. Dice, sono tornato e non solo ho fatto l'azienda agricola, ho potuto ingrandirmi, dare una prospettiva al mio Friuli, ma tanti, dice, sono rimasti là, hanno fatto grande il Friuli, hanno mandato risorse, sono stati sempre attenti nei momenti di grande difficoltà del Friuli, sono sempre stati presenti. E oggi, dice, quei miei colleghi, compagni di avventura, cioè di emigrazione, fanno qualcosa di più rispetto a noi friulani, sanno essere i custodi dei veri valori del popolo friulano. Quello che hanno fatto, dice, i miei predecessori, i miei coetanei, quello che state facendo voi, state difendendo, portando avanti i valori veri del popolo friulano, il lavoro, la famiglia e il rispetto delle istituzioni. Grazie per quello che avete fatto, che fate e che farete. E noi oggi siamo grati che siete qui a fianco a noi a celebrare questo 50° anniversario. Il popolo friulano è un popolo che qualche volta non sa esprimersi, non sa fare rete, non sa, sindaco o il rettore, forse è il nostro limite, non sappiamo comunicare, ma credo che grazie alla loro collaborazione quello che ci possono dare, le esperienze che ci possono dare, e grazie anche agli stimoli che questi friulani in giro per il mondo, con le loro avventure, con il loro modo di fare ci hanno dato, sapremo anche noi aprirci in modo ancora migliore. E quindi viva il lavoro, viva il Friuli e grazie per quello che avete fatto. Grazie al Presidente Tilatti. Do adesso la parola a Federico Vicario, Presidente della Società Filologica Friulana. Può, se vuole, anche preferisce qui, va benissimo. Allora, dobbiamo fare un attimino un passo indietro, tornare alle origini, perché ovviamente anche quella è una storia bella da raccontare e condividere. Prego. Molto è stato detto e molto è stato scritto sul fenomeno dell'immigrazione friulana nel mondo. Un fenomeno che ha coinvolto in epoche, forme e mete diverse decine e decine di migliaia, per non dire centinaia di migliaia, di nostri corregionali. Storie di separazioni e storie di ritorni, storie di disperazione e storie di coraggio, storie di povertà e storie di riscatto, storie di conflitti e storie di speranza. Tanti momenti, tante occasioni, tanti luoghi di partenza e di arrivo, tante esperienze per misurare soprattutto i valori della nostra terra, valori fatti di moralità, di civiltà, di cultura del lavoro, di senso della famiglia, di rispetto, di educazione, e portare questi valori nei contesti più disparati, alle latitudini più diverse. Il bagaglio dell'emigrante, un tempo come adesso, è fatto di competenze, di capacità, di sogni e di aspirazioni, di fiducia e di aspettative in migliori condizioni di vita per sé e per i propri cari. L'emigrazione friulana, con i numeri e i caratteri che dalla metà dell'Ottocento segnano le vicende della nostra terra, contribuisce senza dubbio a plasmare e a consolidare, oggi come un tempo, quel sentimento di appartenenza e di forte identità che possiamo chiamare friulanità. Oggi siamo qui, in questo luogo così importante dal punto di vista simbolico per la nostra gente, a celebrare i 70 anni dalla nascita dell'Ente Friuli nel mondo. Un'istituzione che bene ha operato in questi decenni, lo possiamo dire con ogni ragione, per rispondere alla primaria necessità, morale ancor prima che materiale, di dare un giusto riconoscimento e ringraziamento a chi ha affrontato sacrifici e sofferenze per il bene comune, a chi ha abbandonato la patria con la sola prospettiva di un futuro difficile e incerto. Questa storia che l'Ente Friuli nel mondo ha scritto e continua a scrivere ha avuto un principio, come ogni cosa, e un anniversario è anche l'occasione per ricordare quali sono stati, in estrema sintesi, gli eventi che hanno portato alla costituzione di qualcosa che ora c'è e prima non c'era.
Questo è anche il motivo per cui sono stato qui invitato in qualità di Presidente della Società Filologica Friulana a proporvi alcune riflessioni in merito. Non possiamo sostenere, ritengo, che la comunità friulana si sia accorta improvvisamente 70 anni fa della diaspora che dal secondo Ottocento aveva interessato una parte così ampia della popolazione. L'elenco di quanti si sono occupati prima di allora, fornendo dati, esprimendo valutazioni, ricostruendo le storie grandi e piccole delle famiglie che hanno lasciato il Friuli, è infatti davvero molto lungo. Se pensiamo a personaggi come Jacopo Valvason di Maniago o Fabio Quintiliano Ermacora, che scrivono dell'emigrazione friulana stagionale già nel Cinquecento, per passare poi il luogotenente veneto Giacomo Sagredo nel Seicento e altri illustri studiosi e ricercatori più vicini a noi, come Gian Domenico Cicconi, Giovanni Cosattini, Iole Cataruzzi, Niccolò Mantica, Francesco Musoni, Paolo Fortunati e altri. Uno straordinario affresco di questo fenomeno, attento e documentato, sempre anteriore all'istituzione dell'Ente Friuli, è quello che fa Lodovico Zanini nel suo Friuli Migrante, un volume che dopo una prima edizione nel 1937 ha visto varie ristampe per iniziativa dell'Ente Friuli nel mondo. Il punto è, e so di interpretare il pensiero di più di qualcuno, che osservare e descrivere un fenomeno di questo rilievo non è assolutamente che un primo passo preliminare rispetto all'iniziativa che deve portare, per così dire, da un atteggiamento passivo di esame e di studio ad un atteggiamento attivo che proponga lo sviluppo di vere e proprie politiche sull'emigrazione. Quando, in altre parole, la comunità friulana ha deciso di occuparsi realmente della cosa? Una nuova sensibilità è nata all'interno della Società Filologica Friulana, l'istituto che dalla fondazione a Gorizia nel 1919 si impegna nella promozione e nella valorizzazione della cultura friulana nei suoi più vari aspetti, tra storie e tradizioni popolari, lingue, costume, musica e arte. Al congresso annuale di Gradisca del 51 si ricorda il famoso ordine del giorno per i nostri emigrati in Italia e all'estero, che la Presidenza e il Consiglio approvano, come riportano i verbali, alla presenza di 500 soci, tra i quali i rappresentanti dei Fogolars di Trieste, il primo nominato, di Venezia, di Milano, di Roma, di Nuova York e di Buenos Aires. Questo è un estratto della mozione. La Società Filologica Friulana, riunita a Gradisca di Isonzo il 16 settembre del 51 per il suo 26esimo congresso annuale, ricambia con affetto cresciuto dalla lontananza il toccante saluto delle migliaia di immigrati friulani dispersi nel mondo, ai quali rinnova l'augurio di buine fortune, nella certezza che non si estinguerà mai nei loro cuori la flamme dal fogolar sotto la cenere del tempo. Si apre con un auspicio, come si vede, ma subito dopo si passa ai fatti. Revisa però ad alimentare quella fiamma, specialmente nei figli nati ed educati sotto altro cielo, l'inderogabile necessità di creare stretti contatti tra il Friuli e le comunità che vivono nelle Americhe, in Africa, in Australia, in Europa e nei centri dell'interno, dovunque la gente nostra opera infaticabilmente, ammirata dai popoli più diversi non meno che dagli italiani di altre regioni. E si conclude questa mozione dando appuntamento a una prima riunione a Udine in Sala Iace il mese seguente. A coloro che parteciperanno alla riunione, e chiude la mozione, si porta di dare utili proposte, suggerimenti, di dare una pietra alla costruzione del ponte ideale che dovrà saldare e durevolmente unire il Friuli e i suoi figli e che abbisognano del suo e del nostro amore. Per tradurre questi propositi in atti concreti si costituisce all'interno della Società Filologica un'apposita commissione affidata allo stesso Chino Ermacora che si era occupato di presentare l'ordine del giorno al congresso di Gradisca. Dai verbali del Consiglio di Presidenza leggiamo che già il 1° ottobre del 51 si avanza la proposta formale di creare un ente apposito con la collaborazione delle principali istituzioni della provincia di Udine e di Gorizia, enti civili, ecclesiastici, scolastici, eccetera.
Oltre al Chino Ermacora e al presidente Giuseppe Del Bianco, si impegnano direttamente dal primo momento anche il segretario Antonio Faleschini ed Enrico Morpurgo. Sono presenti alle riunioni, tra gli altri, Lea Dorlandi, Gaetano Perusini, Rino Borghello, Ottavio Valerio, Luigi Ciceri, Francesco Cappello, Gianfranco Daronco, Giuseppe Marioni, tutti grandi nomi della cultura friulana del Novecento. Ulteriori iniziative e azioni troviamo descritte in varie riunioni che portano la Società Filologica nell'assemblea ordinaria del 30 marzo del 52, in particolare nella seduta privata che segue a quella pubblica, a istituire l'Ente Friuli nel Mondo, chiamato con il nome che tuttora gli è proprio, impegnandolo come da bozza di statuto al censimento, la collaborazione, il collegamento, l'assistenza degli emigrati all'interno e all'estero. Si dice inoltre che il costituendo Ente Friuli nel Mondo, accolto con plauso dal Ministero per gli Affari Esteri, come da comunicazione in data 18 corrente del prefetto di Udine, attende dallo stesso Ministero l'aiuto richiesto tramite il senatore Tessitori e quindi dagli enti ed istituti di Udine e di Gorizia, comprensione e solidarietà. Passaggio fondamentale è stato dunque il finanziamento dell'ente, ottenuto grazie all'impegno del senatore Tiziano Tessitori, allora segretario agli esteri, sul quale finanziamento segnalato nella riunione del 23 maggio, sempre del 52, interviene la Società Filologica con un versamento ulteriore di 10.000 lire, deliberato nella riunione del 29 luglio, e la nomina di Ottavio Valerio, a fianco di Chino Ermacora, per la gestione del costituente ente. Nel Consiglio Generale del 30 aprile del 53, alla fine, Ottavio Valerio riferisce sugli ultimi sviluppi e si passa quindi, dopo vari interventi, alla votazione dello Statuto dell'ente. Dal settembre del 51 all'aprile del 53, in poco più di un anno e mezzo, l'Ente Friuli nel Mondo vede la luce. I nomi di quanti si sono impegnati in questa operazione li troviamo a seguire da protagonisti e per molti anni le vicende del neocostituito istituto. Certamente Ottavio Valerio e certamente Chino Ermacora, benemeriti della Società Filologica Friulana e della friulanità in generale, ma direi soprattutto Tiziano Tessitori, che dell'Ente Friuli nel Mondo è stato presidente proprio dal 53 al 62, reggendo allo stesso tempo le sorti anche della casa madre, la Filologica, dal 54 al 63. Proprio a Tessitori abbiamo dedicato, per ricordarlo nel 50° della scomparsa, un convegno lo scorso maggio nell'ambito della Settimana delle Culture Furlane, un convegno centrato sul tema dell'autonomia regionale che, lo sappiamo bene, proprio a Tessitori dobbiamo. Osinchi, o dicevi prima, par memoria la nascite dall'en Friul tal mont, e per onorare che lo han pensato e han creduto. L'En Friul e la Società Filologiche Furlane e anche amminat un donde che l'altri per 70 anni di lung e anche questo è un risultato dal sicuro importante, un risultato che vuol dire solidarietà de comunità furlane, Kenti e Palmont, condivisione di idee e collaborazioni concrete sui progetti. E questa è per me l'occasione dunque di confermare la plena adesione delle società filologiche ai principi e ai ideali di quel momento storico e di ringraziare il Presidente Loris Basso e tutti i ministri dal Consiglio per ciò che vi fatto fin comò e per ciò che si proponin di fare di qua in denant. O so chi per tornare di, ma non col ventares neanche falu, che non si contentin di augurare buone fortune alle comunità forlanes tal forest, come che non si sono contentati in questi sparis da quel congresso di Gardisce dal 51. O sin chi pardì che si impegnin personalmente e che impegnin in queste istituzioni a chiatali sformis pui justis per mantenere forte e fa cresci, come che non si insegna il sproc dall'en Friul tal mont, une patrie senza confins, la nestre. Grazie. Grazie al Presidente Vicario. Lascio ora la parola all'assessore regionale Pierpaolo Roberti, prego.
che davanti c'è il proiettore. Allora, grazie intanto e buongiorno a tutti. Io inizio semplicemente facendo gli auguri all'Ente Friuli nel Mondo. Oggi festeggiamo questi 70 anni di attività, 20 giugno del 1953, quindi ci siamo anche vicini come data. E assieme agli auguri all'Ente Friuli nel Mondo permettetemi innanzitutto di dare il benvenuto agli 80 fogolar presenti oggi, arrivati da tutto il mondo, rappresentati da 140 nostri corregionali che sono arrivati un po' da tutti i continenti, perché prima si è parlato molto di reti, di sentinelle, di ambasciatori, si è parlato di questo concetto, no? Del fatto che i nostri corregionali presenti, e lo ricordava anche prima il magnifico rettore, si arriva dall'altra parte del mondo e vieni subito guidato da qualche fogolar che è già presente, che conosce, che sa presentarti le persone, che sa mostrarti il luogo in cui sei appena arrivato, e questo avviene un po' dappertutto. In ogni continente ci sono dei fogolar, ci sono dei nostri corregionali all'estero presenti. Penso che se cerchiamo bene, magari anche in Antartide troviamo qualcuno, qualche friulano sicuramente lo troviamo. Ma battuta a parte, questa è una rete formidabile che va sostenuta, che ha delle motivazioni storiche anche dolorose per il nostro territorio, ma che oggi va salvaguardata perché appunto è in grado di fornirci quella struttura, quella rete di contatti che altrimenti non potremmo avere. E oggi per onorare quella rete che si è costruita nel corso degli anni e questi 70 anni di attività abbiamo una platea che evidentemente dimostra tutto l'affetto verso questa associazione, dalle istituzioni presenti praticamente tutti, di ogni ordine e grado, passiamo dal Parlamento europeo fino al Comune di Udine senza dimenticare niente in mezzo, fino ai tanti amici, penso ai presidenti delle varie associazioni riconosciute, dei corregionali all'estero e tutte le altre autorità che in un modo o nell'altro si interfacciano con questo modo. Ma avere quella rete e avere quella presenza in tutto il mondo di tanti friulani ovviamente comporta certo delle grandi soddisfazioni a volte, come giornate come queste in cui magari c'è l'occasione di vedere di persona i ragazzi che stanno frequentando l'Università di Udine con il corso Valori Identitari e Imprenditorialità. Ma ci sono anche dei momenti di preoccupazione, di ansia. Io ne ricordo tanti nel corso di questi anni. Ricordo quando abbiamo affrontato la crisi in Venezuela, quando volevamo aiutare, si voleva aiutare, c'era il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia per aiutare i nostri corregionali presenti in Venezuela, colpito non soltanto da una profondissima crisi economica, ma sull'orlo di una guerra civile. Allora era difficile anche semplicemente riuscire a mandare dei medicinali in Venezuela perché venivano bloccati, e qui c'è stato un supporto fondamentale da parte delle associazioni per riuscire in qualche modo, molte volte con sistemi un po' rocamboleschi, a far arrivare i nostri aiuti in Venezuela. Poi qualche anno dopo è stato il turno dell'Australia, qui ho visto prima il presidente De Gavardo dell'Associazione Giuliani nel Mondo. Ricordate in Australia quella serie di incendi incredibili di qualche anno fa che hanno messo in ginocchio l'Australia per un lungo periodo, e anche quello è stato motivo di forte preoccupazione. E ho ricordato questi due episodi perché è evidente che in queste ore sta succedendo qualcos'altro, c'è un altro elemento di preoccupazione. Ieri sera siamo andati a dormire tutti pensando che ci fosse un conflitto terribile nel cuore dell'Europa, in un territorio come quello dell'Ucraina, aggredita dalla Russia. Stamattina ci siamo svegliati con un altro paese, la Russia, quasi sull'orlo di una guerra civile. E anche a Mosca, quella città dove è presente un fogolar Furlan, in questo momento ci sono le truppe che si stanno preparando a un possibile colpo di Stato. È evidente che in questi momenti noi non abbiamo elementi per poter dire nulla di più, possiamo semplicemente leggere quello che i mezzi di comunicazione in questo momento ci stanno raccontando, ma l'elemento di preoccupazione per quei nostri corregionali che in Russia probabilmente sono di nuova generazione, quindi sono persone che si sono trasferite da poco perché hanno delle imprese, hanno delle attività lavorative, professionali o per motivi di studio in quei territori. La nostra preoccupazione e il nostro pensiero sicuramente va loro, con l'auspicio che il tutto si risolva per il meglio,
che magari questo serva per far chiudere anche il conflitto con l'Ucraina, ma soprattutto che nessuno di loro si faccia male e possiamo vederli, che si possa vederli quanto prima in un'occasione di incontro come questi. Ma detto questo, con un doveroso pensiero per quelle persone e per quel popolo, io vi voglio ringraziare per l'attività che avete fatto in tutti questi 70 anni e quello che farete prossimamente, perché quando si parla di rete, prima ho citato l'esempio del magnifico rettore, è questo la rete, ma è anche altro, è anche la possibilità di veicolare dei messaggi che partono dal Friuli Venezia Giulia. Un Friuli Venezia Giulia che, a differenza di quel territorio della metà dell'Ottocento, del primo dopoguerra, del secondo dopoguerra, è un territorio in forte crescita economica, in forte espansione, è un territorio dove non mancano le opportunità di lavoro, di crescita professionale, di studio, con 2 università e con tante realtà scientifiche presenti sul nostro territorio. Ed è un territorio che in questo momento ha fame di lavoro. Potrebbe permettersi di non far andare via quei 3.000 e oltre ragazzi che ogni anno abbandonano il nostro territorio, perché ne ha bisogno. A differenza di quell'epoca, di quel tipo di emigrazione, oggi c'è bisogno dei nostri giovani che rimangano sul nostro territorio perché le opportunità le hanno. E allora vedete, quella rete presente in tutto il mondo ci può servire anche semplicemente per far sapere loro, a chi è emigrato di terza generazione o a chi magari qualche anno fa se n'è andato per completare un ciclo di studi e poi ha trovato un lavoro all'estero, che qui abbiamo delle norme specifiche, abbiamo varato delle norme specifiche, le abbiamo denominate rientro dei talenti, cioè delle opportunità in più per quei ragazzi che decidono di rientrare e stabilirsi sul nostro territorio. E quella sarebbe la vera ricchezza, aver permesso loro di maturare un'esperienza importante all'estero di studio professionale per poi poter svolgere e metterla a frutto sul nostro territorio facendocelo crescere. E questo penso che lo potremo fare grazie a voi, perché sicuramente è obbligatorio proseguire con quell'impegno sul legame rispetto agli emigrati di seconda, terza generazione che ormai stanno dall'altra parte del mondo e probabilmente non si muoveranno mai da lì, se non per il turismo delle radici, se non per la visita nei luoghi d'origine, ma dobbiamo pensare anche alla nuova immigrazione, a quella che appunto ha una mobilità molto più alta, molto più veloce, favorita da collegamenti che sono molto diversi rispetto a quelli di chi partiva in nave 100 anni fa, e che potremmo riattrarre senza troppi problemi, e anzi potremmo riattrarre portando giovamento per tutte le nostre comunità. Vi ringrazio ancora, un saluto e viva Ente Friuli nel mondo, viva il Friuli! Grazie all'assessore Roberti. Lasciamo a questo punto la parola al presidente Loris Basso per la sua relazione. Di nuovo buondì. Ringrazio Federico Vicario per aver contestualizzato la giornata di oggi. È una convention particolare. Oggi dobbiamo rendere partecipi tutti coloro che per 70 anni hanno costruito quei ponti, come ho detto all'inizio, fra i friulani rimasti qua e quelli che sono in giro il mondo, anche la vecchia e la nuova emigrazione. Dicevamo, era il 20 giugno 1953, in questo prestigioso salone del Parlamento del Castello di Udine nasceva ufficialmente l'Ente Friuli nel mondo, organismo voluto dalle comunità di emigrati già da tempo riunite e collegate nei primi storici Fogolars Furlans, dalla Società Filologica Friulana, dalle province di Udine e di Gorizia, dalle Camere di Commercio, dai sindaci di Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo. La provincia di Pordenone allora non era ancora costituita, dalle casse di risparmio, dagli enti provinciali del turismo, dagli uffici provinciali del lavoro che ne approvarono lo statuto e l'atto costitutivo. La creazione dell'ente segnò il primo vero passo importante nella storia dei rapporti con l'emigrazione friulana in Italia e nel mondo, con le finalità di mantenere stretti legami umani, culturali, sociali dei friulani emigrati in Italia e all'estero dal Friuli storico, comprendendo quindi il territorio delle province di Udine e Gorizia e della futura provincia di Pordenone.
memoria storica della nostra emigrazione, l'Ente Friuli nel Mondo è stata la prima associazione di rappresentanza degli emigrati costruita in Italia o a livello regionale, la prima voce dei connazionali all'estero. La Regione Friuli-Venezia Giulia, fondata nel 1963, già nel 1965 ci riconobbe il primo finanziamento istituzionale e nel 1980 la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la delibera numero 2288, riconobbe la nostra associazione la funzione di servizio sociale, culturale e di assistenza di interesse regionale. Dopo 70 anni eccoci qui, in questo salone che ha visto la fondazione. Ovviamente un indirizzo di saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose, alle autorità qui presenti, a tutti i consiglieri regionali rappresentati dal Presidente del Consiglio regionale Bordin, all'assessore regionale Roberti, al Sindaco De Toni, al Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, a Sua Eccellenza l'Arcivescovo della città di Udine, Andrea Bruno Mazzucato, agli ospiti d'onore del Ministero degli Esteri, dal consigliere d'ambasciata Giovanni Maria De Vita, responsabile del progetto PNR Turismo delle Radici, e della coordinatrice nazionale del progetto, la dottoressa Marina Gabrielli, alla coordinatrice regionale, la dottoressa Cristina Lambiase, che è stata nostra presidente del Fogolar Furlan di Pechino per ben 14 anni e oggi ha vinto questo concorso e collabora con il Ministero degli Esteri. Grazie Cristina. Agli onorevoli Lopervido, Elena Lizzi, ai rappresentanti di tutti i fogolars di tutto il mondo giunti qui a Udine, ai tanti giovani partecipanti ai progetti internazionali in corso in regione, ai corregionali in Italia e nel mondo collegati in streaming e quando ci stanno vedendo appunto con Telefriuli, ai rappresentanti delle altre associazioni e dei corregionali oggi presenti. Ovviamente un saluto e un ringraziamento ai soci istituzionali, dal Comune di Udine, la Fondazione Friuli, la Confartigianato Imprese Udine, Confindustria Udine e Commercio Alto Adriatico, la Società Filologica, l'Università di Udine, la Camera di Commercio di Pordenone Udine e della Venezia Giulia e tanti comuni associati. Al Conservatorio Statale di Musica Tomadini per il bellissimo concerto che ci ha dedicato ieri sera nell'accogliere i tanti presidenti che sono giunti qui in Friuli, in un bellissimo contesto di Villa Ruzzis a Capriva e ovviamente a quello che ci sta dedicando oggi, diretti dal maestro Walter Civilotti. Un ringraziamento speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia, Servizio Lingue Minoritarie e Cruzionali all'Estero, che ci sostiene annualmente per tutte le progettualità che ovviamente mettiamo in atto. Un ringraziamento a chi mi ha preceduto, alla guida dell'ente e ai collaboratori, a tutti i past presidents, da Tiziano Tessitori, Ottavio Valerio, Mario Toros, Marzio Strasoldo, ai qui presenti Giorgio Brandolin, Santuz, che ringrazio che purtroppo ha avuto un impedimento quest'oggi e non può essere qua, Piero Pittaro, Adriano Lucci, ai componenti, ai tanti componenti del Consiglio direttivo e a tutti i dirigenti dipendenti che hanno per 70 anni in seno l'Ene del Mondo. Ai direttori che hanno seguito la nostra rivista Friuli nel Mondo, all'attuale Claudio Coiutti che è qui presente. Un ringraziamento alle donne e agli uomini che hanno scritto e continueranno a scrivere la gloriosa storia dei Fogolars Furlans in Italia e nel mondo, a partire dal primo sodalizio italiano fondato nell'aprile del 1914 a Venezia e al primo dell'estero, la Società Friulana di Buenos Aires, la None, fondata nel novembre del 1927. Al Ducato dei Vini, col quale l'Ente Friuli nel Mondo da 50 anni collabora per la promozione dell'enogastronomia friulana del mondo, diciamo un braccio operativo della nostra enogastronomia. Un commosso ricordo, un sincero grazie a quanti dirigenti di Fogolars, soci, simpatizzanti hanno condiviso con noi il cammino, regalando alla friulanità il proprio tempo, passione e spesso risorse personali e ci hanno lasciati. Cos'è l'Ente Friuli oggi? Con oltre 140 sodalizi associati, operativi anche in molte storiche sedi di proprietà e con 20.000 soci di ogni età affiliati in ogni continente, a cui fanno riferimento oltre 200.000 friulani della prima ormai
dalla prima e ormai sesta generazione, organizzazioni disposte in uno straordinario patrimonio di relazionale a disposizione dell'intero sistema regionale e nazionale. Aderiamo all'UNAIE, della quale siamo soci fondatori, alla FAIM, alla FUSIE, alla copertura media mensile di ben 50.000 contatti su Facebook, oltre 10.000 interazioni al mese e sui principali canali da Instagram a YouTube, con oltre 10.000 lettori della rivista Friuli nel Mondo, distribuita e spedita ancora in tutti i 5 continenti. All'attività svolta quotidianamente enorme, ma tutta questa mole di relazioni e contatti è gestita solamente da un dipendente a tempo pieno e 2 part-time, e grazie all'impegno di tanti volontari come componenti del nostro consiglio di amministrazione. 10 anni fa l'ente contava ben 7 dipendenti. Purtroppo la frammentazione a sostegno regionale ci ha portato a una riduzione di un sostegno di ben il 50%. L'ente, i fogolars potrebbero sembrare in via di estinzione, se non altro per motivi anagrafici, legati all'età dei fondatori e dei primi aderenti. Invece è in perfetta salute e sta espandendo e alimentando la nuova generazione, dalla cosiddetta mobilità internazionale dei professionisti, dei giovani laureati, dei tecnici e dipendenti delle imprese friulane che hanno realizzato nel mondo lavori faraonici che noi stessi friulani del Friuli non conosciamo. La nostra rete lancia importanti segnali di vitalità e rinnovamento. Su tutti l'inaugurazione di un nuovo fogolar, e non vi svelo ancora nulla, fra poco lo scoprirete, e le recenti riaperture dei fogolars di Lussemburgo, Londra, Pechino, Ginevra. Noi dobbiamo dare impulso, energia e linfa a questi nuovi presidi delle nuove generazioni che li animano. Il rapporto degli emigrati con la patria del Friuli continuano quindi ad essere ottimi anche le giovani generazioni. Sebbene parte integrante culturalmente, socialmente e professionalmente dei loro paesi di residenza, sentono forte il richiamo delle radici, specialmente se ancora a rapporti economici di business del Friuli verso il mondo, dal mondo verso il Friuli. Ne sono testimonianza i nostri 30 giovani ospiti qui presenti, partecipando a 3 progetti internazionali realizzati grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Valori identitari e imprenditorialità dal 10 giugno al 9 luglio con l'Università di Udine, con FAPI, con cooperative e partecipanti dall'Argentina e del Brasile. Un ringraziamento particolare alla professoressa Raffaella Bombi del Dipartimento Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Foramba 3, siamo alla 3ª edizione, mentre prima valori identitari alla 14ª. Dal 23 giugno al 1 luglio con Confartigianato Imprese, partecipanti provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dall'Uruguay, dal Cina e dalla Spagna, alla scoperta delle proprie radici, dal 23 giugno al 1 luglio con partecipanti dell'Argentina e del Brasile. A tutti farei un applauso perché sono qua ragazzi. Senza dimenticare, li abbiamo appena salutati giovedì scorso, i 20 ragazzi argentini che hanno frequentato un intero anno scolastico al convitto Paolo Diacono di Cividale per il 14° progetto Studiare in Friuli, grazie alla fattiva collaborazione del rettore dottoressa Alberta Pituello, che è qui presente e ringrazio. Oppure al corso di mosaico della scuola mosaincisti del Friuli di Spilimbergo. Tantissime iniziative, tantissimi progetti, tutti dedicati ai giovani. Il nostro futuro. Friuli nel Mondo, in ossequio allo statuto sociale dei nostri padri fondatori, vuole continuare a proporsi come ente di servizio al servizio dei regionali emigrati dal Friuli storico in Italia e all'estero, come uno strumento di proiezione internazionale del Friuli e del sistema regionale attraverso la valorizzazione delle enormi competenze e potenzialità scientifiche, politiche ed economiche delle comunità friulane in tutti i 5 continenti. Continueremo ad orientare la nostra mission non dimentiche dell'attività tradizionale aperti all'innovazione attraverso comunicazione e informazione garantite dagli albori e senza soluzione di continuità a tutte le comunità friulane attraverso la rivista Friuli nel Mondo, come dicevo prima, pubblicata
ininterrottamente dal dicembre 1952. Dal 25 dicembre 1952 proprio per oltre 25 anni attraverso le frequenze della stazione RAI di Roma 2 in onde corte le prime trasmissioni radiofoniche a livello nazionale intitolate Friuli nel mondo e dedicate ai corregionali emigrati in Italia e all'estero. Da allora fino al 1980 l'Ente Friuli nel mondo ha curato direttamente 290 trasmissioni della durata di 15 minuti l'una, più di 70 ore di totale ascolto, programmate una volta al mese, soprattutto in direzione del Nord e del Sud America, dall'Australia e parzialmente in Europa. Un sentito ringraziamento in particolare alla regista RAI Antonello Pilosio, a noi sempre vicina. La nostra produzione editoriale, Friulana nel mondo, attraverso la pubblicazione di 3 testate storiche di emigrazione, la Sisilute, Vite Argentine e Sodlanape, pubblicate rispettivamente in Canada, Argentina, Uruguay e Australia, per veicolare e condividere contenuti culturali e identitari. Le comunicazioni quotidiana, come vi ho detto prima, sui social, Facebook, Instagram, canale YouTube, per arrivare a partire dal gennaio 1922 alla realizzazione con Telefriuli della rubrica TV settimanale in lingua friulana Gnovis al Mond, inserita ogni giovedì sera all'interno del telegiornale in friulano Gnovis, uno spazio attraverso il quale i nostri fogolars furlan sparsi nei 5 continenti hanno la possibilità di raccordarsi ai telespettatori residenti in regione e all'estero per condividere esperienze e buone pratiche e una vetrina attraverso la quale l'Ente Friuli nel mondo può a sua volta beneficiare. La missione, quindi, del mantenimento della cultura, delle tradizioni, degli usi e consumi, delle eccellenze friulane a beneficio di vecchie e nuove generazioni è la promozione della lingua friulana nel suo insegnamento alle giovani generazioni di discendenti in Italia e nel mondo, a fianco alla filologica friulana e all'Arlef, attraverso tutti i media tradizionali e digitali a disposizione. La nostra attività è stata riconosciuta e premiata anche attraverso la recente iscrizione all'albo regionale degli enti di minoranza linguistica friulana. La proceduralità per i giovani discendenti, ho detto prima, e continuerà ad essere uno dei principali obiettivi e la presentazione di tanti giovani di oggi lo testimonia. Il radicale processo di digitalizzazione avviato in modo pionieristico circa 15 anni fa nel corposo archivio storico dell'emigrazione friulana, costituito da beni culturali diversi, cartaceo, bibliografico, fotografico, filmico e museale, riconosciuto dal Ministero per i beni e attività culturali e per il turismo, la Direzione Generale degli Archivi, Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, di interesse storico particolarmente importante con decreto di vincolo del 1989. Il nostro lavoro è stato certificato dalla Regione che nel 2021 ci ha riconosciuto un parte finanziamento pluriennale a beneficio dell'implementazione e riorganizzazione dei contenuti digitali dell'archivio. Ora la grande sfida del turismo delle radici, che noi abbiamo già intrapreso da anni. La presenza dei giovani in sala e di tutti i rappresentanti dei nostri fogolar giunti dall'Italia e del mondo ne sono la testimonianza, come sono le convenzioni attive con Promoterismo e Mittelfest. Ed ora con piacere collaboreremo col Ministero degli Esteri in una visione più strutturata, sicuramente grazie alla loro collaborazione e alla competenza. Concludo con l'auspicio di una presa d'atto da parte della Regione nei nostri confronti e mi rivolgo in modo particolare ai consiglieri regionali, di chi fin dalla fondazione persegue con impegno e dedizione, senza soluzione di continuità, gli obiettivi della legge regionale 7/2002, finalizzati a creare le migliori condizioni affinché i nostri corregionali all'estero possano mantenere saldo il loro legame affettivo e culturale con la terra d'origine, rivedendo il regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti al fine di non disperdere ma valorizzare quanto seminato in 70 anni di attività in Friuli Venezia Giulia, in Italia e nei 5 continenti. Grazie, e questo è il grande lavoro che l'Ente Friuli nel mondo fa per i nostri corregionali. Grazie al Presidente Loris Basso.
E allora coinvolgeremo l'onorevole Loperfido nella parte della mattinata in cui parleremo appunto di questo progetto del turismo delle radici. Chiedo all'europarlamentare Elena Lizzi se vuole raggiungermi qui al podio per portare un saluto. Prego, prego. Grazie. Grazie a voi. Un saluto a tutti i presenti, alle autorità civili, religiose e anche militari, e soprattutto un ringraziamento per la presenza ai tanti delegati e ai tanti rappresentanti dei nostri Fogolars e dei nostri, diciamo, END si chiamano in alcune altre strutture dell'Ente Friuli nel mondo. Un grazie veramente speciale al Presidente dell'Ente Doris Basso e buon compleanno all'Ente Friuli nel mondo. Sono particolarmente contenta di essere presente qui con voi per celebrare questo 70° anniversario, a 70 anni proprio dalla nascita dell'Ente Friuli nel mondo, che è stato fondato, come è stato ricordato prima, a Udine il 20 giugno del 1953, proprio qui nel Salone del Castello di Udine. E a questo proposito voglio ricordare che proprio la nostra patria del Friuli è stata quella che ha generato la prima forma di democrazia in Europa. Questa è stata la sede della prima forma democratica in Europa ed è un motivo di più per me per essere soddisfatti e essere qui presente. E a tale proposito vi dico anche che ovviamente da 4 anni a questa parte, da quando seguo i lavori al Parlamento europeo, mi sono in qualche modo, non proprio in modo paragonabile, ma in qualche modo nel mio piccolo sentito in un certo senso emigrata pure io. E ho avuto modo anche di conoscere personalmente alcuni Fogolars Furlans, in particolare ovviamente quello di Bruxelles, e la grande loro operosità, anche se a un certo punto purtroppo le attività si sono un po' raffreddate per via dell'emergenza Covid. E ho potuto apprezzare veramente la loro capacità di condurre delle reti. Alla fine del secondo dopoguerra nacque, come è stato ricordato, la richiesta da parte dei tanti emigrati friulani all'estero di avere un luogo di incontro, uno spazio o una modalità di incontro e quindi una possibilità di tenere relazioni con la patria amata, distante fisicamente, ma sempre vicina e presente nel cuore. E così l'Ente Friuli nel mondo e le varie associazioni che vi aderiscono oggi rappresentano, se i miei dati non sono errati, circa 20.000 persone. Ed è un patrimonio collettivo non piccolo. Ma quello che mi piace mettere in evidenza, comunque come è stato fatto anche precedentemente dall'assessore Roberti, piuttosto che ovviamente anche dal sindaco e dal presidente, è la rete dei collegamenti che i friulani residenti in Italia e nel mondo hanno potuto costruire in questi anni. Uno straordinario patrimonio relazionale che è a disposizione dell'intero sistema regionale e nazionale. L'Ente Friuli nel mondo si è proposto come casa comune, svolgendo un'azione fondamentale di sostegno morale, culturale e materiale, stabilendo collaborazioni con le istituzioni nazionali, internazionali e le autorità diplomatiche nel mondo. Voglio ricordare anche, come si fa in tanti momenti di riflessione in Friuli, che a 47 anni dal tragico terremoto che il 6 maggio 76 ha colpito la nostra regione, l'Ente Friuli nel mondo e i friulani e nel mondo in generale hanno dato un prezioso contributo sia finanziario che morale. E questo prezioso contributo è stato fornito per la ricostruzione. È stato un esempio della rinascita attraverso una solidarietà universale e trasversale che è arrivata da ovunque nel mondo con il diffondersi del passaparola e delle chiamate. I tanti friulani emigrati nel mondo hanno alimentato una catena di solidarietà a favore dell'emergenza e della ricostruzione che deve essere da esempio anche ai giorni nostri, nell'ottica di una reale integrazione tra i popoli.
Questi valori, che si riscontrano nella gente friulana, vengono promossi dall'Ente Friuli nel Mondo, che contribuisce a mantenere e promuovere l'identità culturale friulana, il dialogo tra i popoli, la solidarietà tra le generazioni, il sostegno alla formazione, al lavoro, all'imprenditoria e all'arte. I 70 anni dell'Ente Friuli nel Mondo devono essere anche uno spunto per segnare obiettivi futuri, nell'ottica di una vera promozione internazionale della regione Friuli Venezia Giulia e del Friuli nel mondo. Uno dei progetti di cui sicuramente i nostri giovani che si trovano all'estero, ma tutti i nostri corregionali conoscono, è Gorizia 2025, che abbiamo celebrato anche ieri e che vedrà unite Gorizia e Nova Gorizia nel ruolo di capitale europea della cultura 2025. Anche in questo ruolo sicuramente, come del resto ha già fatto il Presidente Basso, Ente Friuli nel Mondo potrà svolgere un ruolo fondamentale. Essenziale quindi continuare nell'opera di tessitura della rete diplomatica ed istituzionale per poter ideare e realizzare progetti di ampio respiro che valorizzino le competenze e la professionalità della comunità friulana in tutti i continenti e che contribuiscano a una collaborazione simbolo di pace. E come ricordava bene prima l'assessore Roberti, in questi giorni proprio ne abbiamo ancora più bisogno. Importante diviene inoltre dialogare con la nuova emigrazione. 3.000 residenti, in gran parte giovani, ogni anno lasciano la nostra regione per l'estero e sebbene le motivazioni e il bagaglio materiale e culturale siano diversi rispetto al passato, è necessario ad ascoltare questi giovani, che sono risorse umane importanti in grado di generare opportunità per la regione, e abbiamo di nuovo sentito questo impegno, questo slancio della regione nel richiamare anche e riattrarre questi giovani al rientro. In conclusione tengo anche a mandare un saluto mio personale ai tanti friulani emigrati nel mondo e ai loro discendenti e anche a quelli che oggi sono qui con noi. Ringrazio di nuovo l'Ente Friuli nel Mondo per il suo ruolo essenziale di casa comune e anche ponte tra le comunità friulane in Italia e nel mondo. Augurargli in bocca al lupo per il lavoro e all'Ente Friuli nel Mondo tanti auguri anche per i prossimi 70 anni e 700 anni e anche oltre. Grazie a tutti e grazie per la partecipazione. Allora, prima di andare a sentire anche la voce dei rappresentanti dei Fogolars, quelli che in qualche maniera ci hanno raggiunto dall'estero e quelli che invece sono presenti qui a Udine, sentiamo il video saluto che ci ha mandato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Buongiorno a tutti, mi dispiace purtroppo non essere lì con voi fisicamente, quindi ho ritenuto necessario almeno un video messaggio per ringraziarvi della vostra attività, per salutare il Presidente Loris Basso e tutti i delegati. Oggi celebrato un compleanno molto importante, 70 anni di attività dell'Ente Friuli del Mondo, il primo sodalizio in Italia ad occuparsi di radici, di storia e di immigrazione. È molto confortante per me sapere che i friulani mantengono vive le radici e coltivano la storia e la memoria e anche all'estero non fanno appassire i nostri valori culturali e la nostra identità. Sia i friulani sempre, a prescindere dal luogo in cui purtroppo la storia, il caso e la fortuna ha voluto che noi nascessimo o continuassimo a vivere. Quindi apprezzo particolarmente il titolo che avete voluto dare alle vostre giornate di incontro, cioè il turismo delle radici, far conoscere il Friuli, la nostra terra, a chi è friulano, a chi è figlio di friulani o nipote di friulani, non ha mai avuto l'occasione di stare in Friuli, nella nostra regione, è un'occasione per stimolare la curiosità e per stimolare anche la ricerca della propria storia, della propria memoria, appunto delle proprie radici. Come ministro friulano io cerco ogni giorno, visto che da 30 anni non c'era un ministro friulano, di rappresentare al meglio, al massimo delle mie possibilità, questa splendida regione in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. E sono certo che lo fate anche voi ogni giorno, rappresentando il Friuli, i valori della nostra regione, l'entusiasmo, l'impegno, la dedizione e la voglia di lavorare del Friuli in ogni angolo del mondo. Non mi resta quindi che augurarvi davvero un buon proseguimento di lavori, a presto.
Allora ringraziamo il Ministro Ciriani per averci mandato, anche se non in presenza, il suo saluto. Come vi dicevo, andiamo adesso a sentire la viva voce dei rappresentanti dei Fogolars Furlan e lo facciamo cominciando dall'ultimo nato, perché quella dei Fogolars è fortunatamente una famiglia che si allarga. Come dicevamo prima, i giovani in questo senso hanno un ruolo molto importante, perché proprio il fatto di venire qui in Friuli, di conoscere direttamente le radici, li mette poi in condizioni di trasformare questo entusiasmo, una volta rientrati nella loro patria, di creare appunto nuove relazioni, nuovi ponti, come diceva in apertura Basso. Allora nasce di fatto ufficialmente proprio oggi, si è presa questa decisione visto il momento importante, il Fogolar Furlan Iceland, il Fogolar d'Islanda, che ha sede a Vlolsvollur, sicuramente non si pronuncia così, ma ci abbiamo provato. I fondatori sono Davide Malisan di Gonars e Lucio Odorico di Campoformido. Allora il primo video che vediamo è proprio di questo neonato fogolare. Ciao a tutti, siamo i nuovi fondatori del Fogolar Furlan Iceland. Io sono Lucia. Davide. E volevamo ringraziare l'Ente Friuli nel Mondo per tutto il supporto che ci avete dato e augurarvi il meglio per questo nuovo capitolo politico ed istituzionale, ovviamente. E che dire, tantissimi auguri per il 70° anniversario a tutti i Fogolar del mondo. Un caro saluto dall'Islanda. Mandi! Auguri a tutti! E insomma, questo è l'ultimo nato della famiglia, tenuto a battesimo proprio nell'occasione della convention annuale. Allora, la sede è una località, una nota località turistica, e la sede proprio del Fogolare è l'ostello che avete visto in questo posto magnifico. Il Fogolare è stato riconosciuto ufficialmente anche dallo Stato islandese come associazione culturale senza scopo di lucro. È la prima associazione italiana di questo tipo ad essere riconosciuta da Reykjavik, e quindi ringraziamo anche questi rappresentanti del Friuli in Islanda per quello che hanno fatto. Prosegue il nostro viaggio, adesso vedremo un altro video che raccoglie altre testimonianze e altri saluti che arrivano dai Fogolars nei 5 continenti. Quando il nostro Fogolar Alfa Seve vincia 6 anni di vite associative, al nasce l'Ent Friul dal Mont. Senza dubbi si è esaltata queste belle iniziative di mettere ad un vero punt in Free Furlans emigrats e il Friul. Perché a sede innestris le idee di Ottavio Valerio, Tiziano Tessitori e tanti altri che hanno fatto l'Ent 70 anni in Dauto. Osim il Fogolar Pluvieri a Torpalmont, e in che 96 anni
o vinviadù di ogni colore. Nus plaçarès condividi le nostre passions e profondità. Conduc i fogolars perquè sedin 70 tips e vis tant que l'en Friül del món e l'anore dai fogolars. Fantastico! Mandi! Un saluto a tutti i friulani del mondo. Sono Giuliana Loe Kirkcroft, presidente del Fogolar Furlan Città del Capo. Accanto a me sono le mie figlie gemelle Francesca e Isabella che hanno partecipato al corso mosaico in Spilimbergo scorso novembre. Auguri anche all'Ente Friuli nel Mondo per il loro 70° anniversario. Auguri anche al sindaco di Udine e saluti ai membri del Ministero. Mandi dal Sudafrica! Buongiorno a tutti, sono Federico Martin, referente per gli 8 Fogolar Furlans del continente australiano. A nome di tutti noi voglio augurare un buon 70° anniversario all'Ente Friuli nel Mondo, che consideriamo come la nostra casa madre. È stato tramite questo ave ente che i nostri Fogolars furono fondati nelle città di Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney, Griffith, Brisbane e Edimburgo. Complimenti al presidente Loris Basso e al suo staff che ci mantengono in stretto collegamento con la nostra bella regione. Ogni volta che uno di noi rientra in patria, gli uffici dell'ente sono sempre pronti ad accoglierci, come lo sono anche i nostri Fogolars in Australia con i nostri corregionali. Colgo questa occasione per congratulare il nuovo sindaco di Udine, il professore Alberto Felice De Toni. Un saluto al presidente della regione Massimiliano Fedriga e un caloroso mandi di cur al presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. Prossimamente cerchiamo di ripristinare post-Covid la nostra associazione dei Fogolars Furlans australiani con un convention. E se possibile saremo molto grati di un vostro intervento. A tutti i presidenti e delegati dei Fogolars Furlans del mondo che si trovano lì a Udine per questa storica occasione, un saluto e un caloroso mandi a tutti. Federico Martin, Australia. Saluto e ringrazio tutte le autorità, il pubblico in presenza ed online. Un particolare saluto ai membri della Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie e ovviamente all'Ente Friuli nel Mondo, al quale sono particolarmente legato. Mi chiamo Daniele Macuglia, originario di Tolmezzo, sono un professore di storia del pensiero scientifico nell'Accademia per gli studi interdisciplinari avanzati dell'Università di Pechino, nonché il presidente del Fogolar Furlan di Pechino. Il nostro è un centro molto attivo che si occupa di dare sostegno ai friulani all'estero, promuovendo la loro presenza nella rete degli italiani in Cina. Siamo molto attivi, soprattutto nell'ambito culturale, e collaboriamo con l'Ambasciata d'Italia a Pechino e con l'Istituto Italiano di Cultura. Io qui continuo la missione cominciata con grande successo dalla dottoressa Cristina Lambiase e siamo estremamente interessati al progetto PNRR Turismo delle Radici. Pechino è un nodo cruciale nel mondo di oggi e col mio video voglio dirvi che siamo presenti, ricettivi, disponibili e felici di renderci utili. Sono sicuro che la convention annuale sarà un'ottima opportunità per tutti voi e mi spiace di non poter partecipare di persona. Auguro a tutti un buon lavoro e vi incoraggio a contattare il Fogolar Furlan di Pechino per qualsiasi informazione o se vedete la possibilità di una collaborazione. Mandi a tutti e buone giornate.
Bom dia a todos, os amigos friulanos do mundo. Sou Saulo Piscinin, prefeito municipal de Ivorá, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ivorá foi colonizado por imigrantes friulanos e vênetos que aqui chegaram a partir de 1883. Nosso primeiro nome foi Núcleo Norte, logo após, alternado pela população para Nova Udine, como forma de manter vínculos culturais com as origens. Em 1939, em função da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro alterou as denominações italianas, instituindo a denominação Ivorá. Apesar disso, sempre preservamos nossa história e cultura de imigração, e até os dias de hoje falamos furlã e vêneto. No ano passado, através de um projeto de lei, instituímos o dia 25 de setembro como o dia da colonização italiana em Ivorá, e reconhecemos Nova Udine como patrimônio histórico-cultural imaterial de Ivorá, incluindo a história da imigração italiana no currículo escolar. A referida lei também instituiu o slogan Bem-vindos a Ivorá e Nova Udine nas línguas portuguesa, furlã e vêneta, para uso em pórticos, placas, eventos e festividades culturais do município. Uma saudação especial ao prefeito da cidade de Udine, professor Alberto Felice de Tone, ao presidente Ente Friuli nel Mondo, Lori Basso, e a todos os fogares friulanos. Sejam todos bem-vindos a Ivorá e a Nova Udine. Mandi a tutti i furlans del mondo. Io sono Ivo Copeti dall'Ivorá, Rio Grande do Sul, Brasil. Volevo dire che tenete da conto le nostre lingue furlane. Arrivederci a tutti i furlans del mondo. Se un mattino tu verrai fino in cima alle montagne, troverai una stella alpina. Avete visto questi bellissimi saluti, ma in modo particolare il saluto del sindaco di Ivorá, della nuova città di Udine. Qui devo ringraziare anche l'onorevole Pietro Fontanini per aver collaborato col Consiglio di amministrazione per far riconoscere questo nome alla città di Udine, e quindi sarà uno dei primissimi gemellaggi che faremo in giro per il mondo. Grazie, grazie. Chissà quanti sapevano che c'è al mondo una nuova Udine. Bene, c'è. In Brasile l'abbiamo scoperto. E allora ripartiamo proprio da Ivorá e chiamo qua vicino a me Hector da Silveira Giacomelli, che è discendente di emigrati partiti nel 1889 da Frisanco ed è uno degli 8 giovani partecipanti in questi giorni al progetto alla scoperta delle proprie radici, finanziato dalla Regione. Eccolo, lui è laureato in storia con una tesi sul Friuli e sulla lingua friulana che ha imparato da autodidatta. Prego. Mandi? Prima di tutto vorrei ringraziare al governo regionale e all'ente Friuli nel mondo per portarmi qua. E un saluto speciale anche per il signor Christian Cantian e alla signora Vere. Iesi furan ed eventi più belli assieme da voi, da voi. Come avete visto, la città di Ivorá è stata fondata nel 1893 da immigrati friulani e veneti, e
Come non ho nessuno con cui parlare il friulano, quando devo praticare me ne vado lì. E ci sono delle persone più vecchie che parlano il friulano tutti i giorni. E dopo aver riconosciuto la legge, quella legge suddetta, stiamo cercando di mettere anche il friulano nelle scuole affinché possiamo insegnare ai bimbi come si parla, affinché la nostra lingua non si muoia. Grazie. Grazie e mandi a tutti. Grazie, grazie. E mi sembra che insomma anche questo sia estremamente importante, la sensibilità di dire parliamo, pratichiamo la lingua friulana, portiamola nelle scuole nella consapevolezza insomma che è un passaggio fondamentale per garantirle un futuro, e questo era un po' l'entusiasmo dei giovani dei quali parlavamo. Chiamo adesso Giuseppe Toso, presidente della Federazione dei 16 Fogolars del Canada, per portare la propria testimonianza, il proprio saluto, per raccontarci appunto di cosa si fa. Nel 2024 compirà 50 anni di attività, 50 anni durante i quali non ha mai fatto mancare il sostegno all'Ente Friuli nel Mondo e ovviamente alle sue attività, una vicinanza al Friuli dimostrata in occasione del terremoto. E poi c'è un totem, ma chiedo a lui di raccontarci direttamente dov'è questo totem e che cosa significa. Prego. Egregio Presidente Basso, illustri ospiti, signore e signori, come rappresentante dei friulani del Canada, mi sento veramente onorato di essere qui oggi per celebrare 70 anni di Friuli nel Mondo, un ente che ha saputo mantenere legami, la cultura, l'identità, la lingua fra noi friulani sparsi nel mondo. L'ente Friuli nel Mondo, l'unica ente capace di aiutarci a promuovere programmi ed a aprire le porte alla prossima generazione. Nei passati anni 1969 ho avuto l'onore di ospitare a casa mia a Vancouver uno dei creatori di Friuli nel Mondo, Ottavio Valerio, che mi ha dato preziosi consigli, e forse è per quello che sono diventato un fervido friulano. A nome dei Fogolars del Canada vorrei ringraziare Presidente Basso, in particolare Cristian Canciani, Vera e Francesca, per tutto quello che fanno per noi emigrati. Grazie di cuore. Augurons a Friuli nel Mondo per i suoi 70 anni. Buona continuazione e si vede fra 70 anni. Una spiegazione di corse, circa il vuol dire il totem che vedi. Prima di tutto è di ringraziare Pietro Fontanini perché alla mantenuto ciò che mi aveva dato al passato di tornare a rifare il totem new restaurato. Dunque è stato fatto un bel lavoro assieme come al Seigneur. No, speriamo che il new sindic al continui a mantenerlo perché le fatto di legno e il legno non dura per sempre, ok? Dunque tocca mantenerlo, se no è di tornare di 40 anni a brontolare perché lo vedi lasciato. Il totem rappresenta prima di tutto il totem viene dal west del Canada, sul Pacifico.
rappresenta le famiglie aborigine che come che vivono fra loro. Non è un monumento è un monumento di cultura, non di iglesie, che non rappresenta le iglesie o la loro religione. Però all'estate lo vengono offerto al 1981 per augurare 1000 anni della città di Udine, che anzi aveva regalato anche un tocco di legno, una slappa di legno che aveva 1000 anni, che aveva importato, non so in dove che l'ha da finire, che fetta di legno lì. Comunque sarà la che sa. Dunque il totem rappresenta, e non si rappresentano altri, insomma non altri, perché si in Furlans, ma rappresenta il Canada, perché che nos ha ospitato, e tocca di grazie anche al Canada, perché nos ha dato l'opportunità di crescere e anzi di svilupparsi dai nostri mestieri, perché in Canada vi è un gruppo di Furlans che hanno avuto successo, dall'imprenditoriato, anche dal ministero dal governo. Dunque abbiamo fatto strade col team che è lato in davanti, abbiamo fatto un grande strada con i Furlans, si sono fatti di grandi, anzi abbiamo un che è a Vancouver che ha fatto grattacieli di 50 plans. Noi ringraziamo il Presidente Giuseppe Toso. Grazie. Abbiamo ancora altre testimonianze da sentire. Grazie per quello che fate e soprattutto per quello che continuerete a fare. Il Friuli conta naturalmente anche su di voi. E adesso andiamo in Patagonia, in Argentina, con il Fogolar Furlan di Esquel. Io chiamo qui Carla Rossi e il figlio Giancarlo Colabelli. L'anno scorso sono stati festeggiati 50 anni di attività. Questo è un fogolar che ha una storia tutta particolare, potremmo dire un vero e proprio record, perché ne sono stati fondatori e presidenti il nonno Gelindo Rossi, poi la nonna Cleo Fepoiana in Rossi, la figlia Carla Rossi e poi da un mese a questa parte, se non erro, ne è presidente appunto il nipote, figlio di Carla, Giancarlo Colabelli. Peraltro è il presidente di Fogolar più giovane al mondo, quindi solo per questo merita un applauso. Bene, buongiorno a tutti. Io avevo scritto qualcosa, ma credo che tutti abbiano detto quello che si sente. Ma volevo soltanto spiegare un po' il nostro focolare a Esquel, Chubut, in Patagonia, distante di 14.000 chilometri. Allora hanno fatto una strada lunga i nostri genitori per arrivare fino là. Loro sono arrivati a Ushuaia. È stata l'unica migrazione a arrivare in Argentina che non ha fatto la dichiarazione di passaporti in dogana e tutto ciò che doveva per ingressare, e lo hanno fatto a Ushuaia perché avevano paura che nessuno volesse andare a lavorare laggiù in fondo. Allora è stata l'unica migrazione argentina che ha fatto quel percorso. Di quelli friulani che sono arrivati là, dopo 3 anni sono rimasti senza lavoro perché la ditta aveva finito ormai. Allora mio papà, che era il più giovane, ancora non era sposato, ha dovuto emigrare dentro l'Argentina. Ha fatto 1900 chilometri in su per arrivare a Esquel e lì ha trovato per tutto questo gruppo di friulani lavoro e sono stabiliti a Esquel. E così 50 anni fa hanno deciso di fare il fogolar. Io ho partecipato, allora a storia, lui è giovane, devo parlare un po', ma dopo gli lascerò a lui. Mi presento, io sono ingegnera civile, per chiarire che i nostri genitori che sono arrivati
là senza studio, con la miseria che era rimasta qua in Friuli dopo guerra, che mio papà ha fatto 5 anni di guerra, partito soltanto con la sua valigia. E veramente tutti i friulani lì a Esquel hanno fatto studiare i suoi figli, tutti universitari. Allora noi abbiamo proseguito quel lavoro. E scusate se mi metto un po' nervosa a parlare, ma mio padre mi diceva, non sta fevela masse, miur fa. Ho capito, no? Bene. Ma io sono anche stata docente universitario, ormai pensionata, e ho ascoltato qualche parola che avete parlato, tutte le autorità che ringrazio tanto, e veramente quando l'assessore diceva speriamo che sia il progetto di studiare in Friuli al convito un apporto, un lavoro per i ragazzi, lui a 14 anni lo ha fatto e grazie a quella iniziativa lui è rimasto a lavorare nel Focolare. Allora c'è sempre la speranza di questi progetti e io ho avuto la fortuna, non dei progetti perché in quel momento non c'erano nella mia gioventù, ma sì devo incominciare già a ringraziare all'Ente Friuli perché ci ha permesso di partecipare al Comitato regionale della migrazione e lì eravamo tanti rappresentanti di tutto il mondo lavorando per avere i nostri diritti. Pensate che io sono friulana ma nata fuori casa, allora le mie radici sono qui. Per fortuna che attraverso l'Ente Friuli nel Mondo abbiamo potuto sentire anche dove abitiamo che siamo con le radici in forte. Ringrazio tanto l'Ente perché ci ha sempre accompagnato a fare tutto ciò che abbiamo potuto fare. Abbiamo fatto anche un convegno tra l'Università di Udine e quella della Patagonia San Juan Bosco dove io sono stata docente. Abbiamo anche l'accordo con il municipio di Tavagnaco e il museo Gidio Ferruglio che è stato il geologo che ha lavorato tanto in Patagonia. E tutto attraverso di quelle lettere che cominciava a dire le prime parole il nostro Presidente all'inizio di questo incontro, perché era lettera che veniva e lettera che andava, non c'era le rete come adesso, ma neanche quello ci ha fermato. L'impegno che hanno messo i nostri genitori veramente ha dato frutto, non sono rimasti con la nostalgia, perché sennò tutto cade. Hanno tradotto la nostalgia in forza per arrivare a questi giovani. Grazie a tutti. Buongiorno, grazie mille, per me è un orgoglio rappresentare i friulani in Patagonia e anche continuare con quel lavoro che ha cominciato mio nonno e continua mia mamma e oggi tocca a me prendere questo lavoro e trasmettere quelli valori friulani, no? Che si è parlato qui di quelli valori, la famiglia, il lavoro, l'impegno nel lavoro, la collaborazione, che sono delle basi per una buona società, no? Perché le società che passano alle crisi devono avere questi valori per svolgersi. Grazie mille all'Ente per i progetti, per noi giovani è molto importante questa ricerca dell'identità, soprattutto dell'identità friulana. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. E questo ragazzo ovviamente ha fatto l'esperienza al convitto Paolo Diacono, da lì è sorto questo bellissimo futuro anche per la Patagonia. Grazie. E allora di nuovo la musica con il Conservatorio Statale Tomadini di Udine che ci propone adesso Anina Gris. Musiche di Marco Liverani, parole di Maria Grazia Di Gleria, la voce è di Marco Liverani del triennio pop rock del Conservatorio Tomadini, arrangiamenti e pianoforte Walter Sivilotti. Prego.
Anina Christus Gott, jen fiarbetier, Angel infiniment. Anina pierdi sit al scur, versterfs ci, cence carnis nebes. Sius di libertà da quei grigne di vite, respins di aiarnet, e a dormire di voi sugli da laghe, c'è pure di neassi, maride di san lontan da gilugni e dall'is dei cimiteris. Anina gris usniot, jem frier betiere, Anina gris usniot, l'angel tiliment. Anina stieri susniut, con voi discorse musiche, dal faccia la nostre picciole poesie. Sios di libertà da quei griglie di vite e respiri di aiernet, e a dormire di voi sugli da là che c'è un cepore di neassi, ma rivede san lontan da gilugni e dall'is dei cimiteris. Anina gris usniot, jem frier betiere, Anina gris usniot, non gel tiliment. Grazie, un applauso alla maestra Dacca Sigliani. Grazie davvero, e intanto come vedete c'è un cambio al tavolo dei relatori, viviamo nel vivo del progetto PNRR Turismo Belle Radici, un progetto l'abbiamo detto più volte importante. Credo che i testimoni che abbiamo sentito parlare nel corso della mattinata non facciano altro che sottolineare l'importanza di quello che è stato fatto e quindi evidenziare l'opportunità rappresentata da questo progetto. Di fatto si va a coniugare alla proposta di beni e servizi del terzo settore tutto ciò che è collegato alla terra d'origine, alla conoscenza di quella che è la storia della propria famiglia d'origine, del territorio, naturalmente anche della cultura intesa in senso davvero molto ampio. Vi dico solo una cosa, poi andiamo a vedere un video che ci introduce perfettamente, meglio di tante altre parole, al tema, ma stiamo parlando di un bacino d'utenza sfiorato di 80 milioni di persone. Quindi questo per dire, stiamo parlando di questo. L'esperienza in Friuli Venezia Giulia è stata importantissima, qui si tratta di strutturarla a livello nazionale, di darle corpo, di darle sostanza e ovviamente anche finanziamenti che sono fondamentali. Vediamo il video che ci racconta in sintesi del turismo. Italia, fuori dall'Italia. C'è un'Italia fuori dall'Italia. I discendenti dei nostri connazionali che vivono e lavorano in tutto il mondo. Il legame con loro è un patrimonio prezioso
che abbiamo il privilegio di possedere. Sono viaggiatori appassionati, interessati alla scoperta delle proprie origini, di luoghi da sempre presenti nelle memorie di famiglia, vividi nei racconti tramandati di generazione in generazione. Esploratori entusiasti di un'Italia fatta di piccoli borghi, esperienze autentiche, cultura, enogastronomia e tradizioni. Un turismo sostenibile, lontano dai percorsi di massa, da assaporare lentamente. Ai viaggiatori delle radici dedicheremo il nostro impegno, formando nuovi professionisti dell'accoglienza, disegnando offerte turistiche che valorizzino i territori, investendo sui piccoli comuni, creando ulteriori opportunità di sviluppo, rafforzando il legame con le comunità estere, operando in sinergia con enti e associazioni che da sempre promuovono la cultura italiana nel mondo. Perché essere italiani è uno dei più grandi regali che abbiamo ricevuto. Insomma, mi sembra che questa sia una degna premessa rispetto al tema che andiamo ad affrontare. L'Ente Friuli nel Mondo ci teneva particolarmente, non a caso sono qui a Udine quelli che sono i massimi esperti che ci possono veramente raccontare molto bene, farci arrivare davvero al fulcro di questo progetto. E allora ringraziamo il consigliere d'ambasciata Giovanni Maria De Vita, che è il responsabile del progetto PNRR Turismo delle Radici del Ministero degli Affari Esteri, la dottoressa Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto, e la dottoressa Cristina Lambiase, che è coordinatrice regionale del Friuli Venezia Giulia di questo progetto del turismo delle radici. A dialogare con loro anche l'onorevole Emanuele Loperfido, parlamentare che fa parte della Commissione Affari Esteri e Comunitari, e poi naturalmente anche il presidente Basso. Io direi di partire subito da De Vita per scendere un po' più nel dettaglio di questo progetto. Intanto ci siamo arrivati attraverso le emozioni e credo che chiunque ha avuto la fortuna di veder tornare in Friuli un proprio parente migrato tanti anni fa sappia benissimo che cosa significhino quelle foto in bianco e nero, spesso stropicciate, che vengono portate vicino al cuore molto spesso, e quando si ritorna nella terra d'origine è tutta una scoperta, è tutta una sorpresa, un rivivere, insomma, emozioni. Ecco, questo succedeva fino adesso in un certo modo legato a iniziative, diciamo così, locali. Adesso è arrivato il momento di implementare questa e trasformarlo davvero in un progetto strutturato a livello nazionale. Sì, grazie Presidente Basso per averci invitato a questa importantissima occasione. 70 anni dell'Ente Friuli nel Mondo, lasciatemelo dire anche perché finora non è stato detto da nessuno, 70 anni ma non li dimostra, non li dimostra nel continuo rapporto mantenuto con chi ha iniziato 50 anni fa a relazionarvi con voi, che resta attaccato alle finalità del vostro ente, ma soprattutto nella capacità di coinvolgere i giovani, che al di là di quelli che possono essere stereotipi della comunicazione, in realtà i giovani sono quelli che continueranno il lavoro per le generazioni future e in questo senso perché non li dimostra? Perché a differenza di quello che succede nell'associazionismo italiano, l'Ente Friuli nel Mondo dimostra di sapersi rinnovare, di saper cogliere quelli che sono gli elementi di cambiamento delle comunità, ai quali comunque continua a offrire una connessione con i territori di origine. Quindi davvero complimenti, si diceva prima 700 anni, aggiungerei 7000 anni di successi. Vorrei ringraziare e salutare le autorità locali, che il sindaco di Udine, il presidente del Consiglio regionale, il rettore dell'università e ovviamente l'onorevole Loperfido, con cui abbiamo questa comune provenienza romana, perlomeno dal punto di vista lavorativo. L'ho detto benissimo, e l'ha detto anche il Presidente Basso, il turismo delle radici non lo ha inventato il Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri ha soltanto raccolto nel 2018
un sentimento che si sviluppava, ha detectato un movimento che c'era in Italia di soggetti che erano interessati ad entrare in contatto con le comunità per promuovere le offerte che si sviluppavano sui territori. Il Ministero degli Esteri perché è entrato in questo? Per noi il nostro compito istituzionale è quello di essere cerniera tra il territorio italiano e le nostre comunità all'estero, e così abbiamo iniziato nel 2018 una riflessione che devo dire è cresciuta costantemente, assieme a Maria Gabrieli, che all'epoca faceva parte di un'associazione che promuoveva questo discorso sui territori, che era RAIZ italiana, all'ENIT, un'altra associazione che si chiama ASBEF. Bene, questo esercizio è continuato negli anni, non si è arrestato durante il Covid, abbiamo cambiato la formula degli incontri dalla presenza alla videoconferenza, e devo dire che forse uno dei vantaggi del Covid è stato quello che ci ha permesso di collegarci in videoconferenza e quindi di raggiungere più di 250 persone che hanno partecipato alle ultime riunioni. E questo tavolo tecnico a che cosa è servito? A raccogliere delle indicazioni che noi abbiamo inserito e sintetizzato in questo progetto che fa parte del PNRR. Ora, che cos'è il nostro progetto del turismo alle radici? In che cosa consiste? Consiste appunto in una creazione strutturata di una comunicazione, di un'offerta che viene creata sui territori e che viene ovviamente condivisa con le nostre comunità all'estero. Noi abbiamo pensato al 2024 a un evento rievocativo dei rapporti con l'Italia, che è l'anno delle radici, e guardate, non è un evento che resterà una mosca bianca, in realtà, primo perché il turismo alle radici c'è sempre stato. Organizzare un evento speciale significa dare particolare attenzione ai nostri italiani all'estero, ma soprattutto quello che giustamente è stato ricordato anche in queste occasioni, ci sono altre occasioni che rievocheranno e che inviteranno le nostre comunità a visitare il nostro paese, a cominciare da 2025, Gorizia Nova Gorica, capitale della cultura europea, ma anche l'anno del giubileo, e poi ci sarà il 2026 Milano Cortina, ci sarà auspicabilmente il 2030 l'anno dell'Expo a Roma. Ecco, quindi ci saranno sempre delle occasioni per venire in Italia. Quello che però è importante è lavorare su un'offerta strutturata che faccia sì che il viaggiatore alle radici, che è un viaggiatore particolare, voi lo sapete bene, e si senta accolto e possa avere la possibilità di scoprire quei territori di cui ha avuto notizia attraverso la memoria dei racconti che i genitori, i nonni gli facevano mentre ero all'estero. Che cosa faremo nel 2024? Cercheremo di individuare tutti gli eventi identitari dei territori italiani, che hanno molto spesso anche una corrispondenza nelle nostre comunità all'estero, e li inviteremo a dedicare uno spazio specifico ai nostri connazionali. Agiremo anche sul piano nazionale, vorremmo anche che stiamo pensando a coinvolgere i grandi eventi culturali ma anche commerciali del nostro paese, in maniera tale che dedichino anche loro uno spazio agli italiani all'estero. Il nostro progetto, poi parlerà la dottoressa Gabrieli, più specifico il punto dove siamo ora, ha varie componenti. Io vorrei citarne solo alcuna, giusto a titolo per quanto dire quali sono anche le nostre priorità. Prima di tutto è quello della formazione nel settore del turismo alle radici. Vedete, il settore del turismo in Italia soffre di investimenti nella formazione. L'offerta turistica in Italia ha delle performance diversissime tra regione e regione, e spesso perché si intende che investire sul turismo significa soltanto, rifare l'albergo, la stradina. Non è solo questo, e investire sul turismo significa creare un rapporto di interesse e auspicabilmente di fidelizzazione tra chi viene a visitare i territori e i territori stessi. Vorremmo coinvolgere anche le attività produttive sui territori. Questo lo faremo con uno speciale programma di attenzione e di scontistica che si chiama Passaporto delle Radici, in cui vorremmo coinvolgere le realtà produttive locali, dall'enogastronomia all'artigianato ai servizi, perché dedichino, attraverso uno sconto, un trattamento particolare, un'attenzione speciale ai nostri viaggiatori alle radici. Riteniamo che questo sia un gesto di attenzione molto efficace, e lasciatemi dire anche un segno di riconoscimento per quello che i nostri italiani all'estero hanno fatto e continuano a fare per relazionarsi in Italia.
Tutte queste informazioni che noi raccoglieremo sui territori andranno a finire in una piattaforma digitale che dialogherà con Italia.it. Scusatemi, io sento ancora i postumi dell'ottimo vino bevuto ieri, quindi colpa vostra. E questa piattaforma servirà a consentire al viaggiatore delle radici di costruire il suo viaggio già prima di venire in Italia, ma di avere informazioni non soltanto su quella che è la logistica, ma anche sulle tradizioni, le feste, gli itinerari e ci avvarremo anche di una rete universitaria. Questo perché è importante monitorare il progetto, perché il turismo delle radici di per sé ha degli altissimi potenziali che sono ancora poco identificabili e conosciuti. Anche perché, vedete, io sono veramente molto contento dall'aver visto ieri questi giovani che continuano a parlare italiano, ma non è comune, l'italiano si perde dopo la terza, quarta generazione. Noi abbiamo anche qui in Argentina, noi avevamo un sottosegretario qualche anno fa che era della 7ª generazione di italiani all'estero. Ecco, la lingua si perde, quindi bisogna tenere presente questo, e quindi offrire servizi bisogna offrirlo anche in lingue straniere, che sono appunto l'inglese, il portoghese, lo spagnolo principalmente, ma anche il francese e il tedesco, perché pure in Europa abbiamo nuove generazioni di italiani all'estero. E una volta che poi prepareremo questa offerta in Italia, ci muoveremo per pubblicizzarla per le nostre comunità. Vedete, noi riteniamo che sia opportuno costruire prima il prodotto, prima di comunicarlo, perché non c'è niente di peggio che dare un segnale che poi non corrisponde a quello che si trova sul territorio. E quindi noi quello che faremo ci muoveremo il piano di comunicazione sia in Italia che all'estero. Vedete, la realtà del Friuli può essere forse una realtà particolare, però vi devo dire che cosa siano le comunità all'estero l'opinione pubblica italiana non lo sa. Lo sanno gli esperti che hanno fatto degli studi meravigliosi, lo sanno chi vive appunto esperienze come quella del Presidente Basso nei rapporti con le comunità, ma la stragrande maggioranza dei nostri connazionali non lo sa, e quindi bisogna dire che cosa sono gli italiani all'estero e quali sono le opportunità che loro possono offrire al nostro paese, ma che anche noi come italiani possiamo offrire loro. Ieri abbiamo visitato un centro di eccellenza, il Testing Academy, che attraverso una serie di studi e di attività cerca di rendere la produzione vitivinicola e la storia della produzione vitivinicola in materia scientifica. Quanti degli italiani all'estero che producono vino, io penso al Valduga brasiliano, un vino che ho conosciuto quando ero a Recife, potrebbero avvalersi di questa competenza tecnica. Quindi noi abbiamo tanto da trasferire ai nostri connazionali, e l'obiettivo un po' di questo rapporto è quello di creare delle nuove condizioni attraverso la conoscenza per rafforzare il rapporto di comunità. Ripeto, il Friuli Venezia Giulia è un caso veramente di eccellenza, ma non è comune in Italia trovare delle regioni che si impegnano nell'invitare giovani di nuova generazione a conoscere il territorio e a sviluppare poi, quando ritornano nei loro paesi, delle iniziative che possano mantenere e rafforzare questi rapporti. E poi ci sarà il piano di comunicazione all'estero, e lì sarà partiremo, noi siamo già partiti con delle raccolte di informazioni presso le nostre ambasciate. Vorremmo sapere quali sono i grandi eventi identitari delle comunità, sia quelli a livello nazionale che a livello locale, perché vorremmo contribuire con la nostra partecipazione, la partecipazione delle regioni italiane, per incentivare e stimolare questo interesse per i viaggi delle radici. E sarà anche importante ricevere indicazioni su quelli che possono essere influencer, travel blogger, personalità da invitare in Italia perché compiano il loro viaggio delle radici e poi ne parlano nei paesi in cui vivono. Noi avremo prossimamente, il 1° luglio, inizierà il viaggio delle radici il presidente del Parlamento canadese, della Camera Bassa, che in Canada è praticamente la seconda istituzione dello Stato. Lo porteremo in Calabria, da cui è originario, gli faremo visitare i luoghi da cui provengono i genitori, e chiaramente il nostro intento è quello di non solo dimostrare le bellezze del territorio, ma anche di creare delle condizioni per stimolare quella domanda aggiuntiva che sappiamo essere la stragrande maggioranza di questa comunità di 80 milioni. Bene, io mi fermerei qui, ho cercato di essere il più sintetico il più possibile, ma vorrei passare la parola alla dottoressa Gabrieli, che parlerà
dello stato dell'arte. Grazie. Veramente un piacere, un onore essere qui. Mi sentite? Io credo che... Brava. Passa quello là. Facciamo congelare. Ah, ecco. Perfetto, no? Faccio col gelato, va bene. Allora, dicevo, mandi a tutte e a tutti, grazie, è un piacere, un onore essere qui. Tanti auguri all'Ente Friulani nel Mondo, veramente grazie per la splendida accoglienza che ci avete riservato in questi giorni, in particolare al Presidente Loris Basso, che veramente è una persona con una grande energia e che crede molto nel valore del legame con le comunità friulane all'estero, e quindi insomma in questi giorni abbiamo veramente visto tanta passione e tanto entusiasmo nei confronti del legame con l'Italia e nel legame con con regionali all'estero. Allora, il progetto Turismo delle Radici, io vi racconterò un po' quali sono le attività che stiamo svolgendo in questo periodo. Il consigliere De Vita parlava appunto di creare un'offerta sui territori. Noi al momento ci stiamo occupando di creare delle reti territoriali e a questo proposito pochi giorni fa sono stati nominati dei gruppi informali che hanno fatto una selezione pubblica e si sono appunto giudicati il bando delle idee, l'abbiamo chiamato, per il turismo delle radici. Per la regione Friuli Venezia Giulia è stato nominato il gruppo, ha vinto il gruppo Ricorda, Ritorna, Radica, è un nome molto bello che racchiude proprio il principio di questo progetto del PNRR che stiamo portando avanti. Ci avrebbe fatto piacere incontrare i ragazzi che hanno vinto in questa occasione, ma ci saranno sicuramente altre occasioni per conoscersi. Allora, il gruppo ha fatto una proposta, quindi una proposta ovviamente calata sul territorio in cui opererà. Quindi si trasformeranno in soggetto giuridico, in ente del terzo settore, e quindi offriranno una serie di servizi. Il gruppo è composto sia nei soggetti che faranno parte di questo ente del terzo settore che nei partner, da guide turistiche, genealogisti che appunto ricostruiranno la memoria familiare dei potenziali viaggiatori delle radici, perché io immagino che la maggior parte di voi che fate parte dei focolari, che rappresentate i focolari nel mondo, abbiano in qualche modo i contatti con la terra d'origine, abbiano già ricostruito la storia familiare. Però voi lo sapete bene che ci sono molte persone nel mondo che appunto devono fare questo lavoro di ricostruzione della storia familiare. Come dicevo, ci saranno le guide turistiche che accompagneranno in questo percorso, ci saranno gli esperti di comunicazione, ci saranno gli addetti alla segreteria che parleranno diverse lingue. Come diceva il consigliere, appunto è importante che gli operatori del turismo delle radici parlino le lingue almeno l'inglese, lo spagnolo e il portoghese, che poi corrispondono alle lingue dei paesi in cui risiedono le principali comunità, ma anche il tedesco, ma anche il francese e altre lingue. Quindi diciamo che per capire, perché ieri qualcuno di voi mi diceva vorremmo capire, abbiamo tante aspettative nei confronti di questo progetto, vogliamo capire come funziona. Allora diciamo che il processo operativo che abbiamo immaginato è questo: arriveranno delle richieste da parte di potenziali viaggiatori delle radici, ci sarà un addetto alla segreteria che accoglierà la richiesta, eventualmente la trasmetterà al genealogista se il viaggiatore delle radici non ha ancora contatti con la famiglia d'origine o non ha ancora ricostruito la storia familiare, oppure si creerà l'itinerario all'interno del soggetto, del soggetto giuridico che opererà sul territorio, e successivamente questa proposta sarà venduta attraverso un tour operator o attraverso il soggetto giuridico stesso, dipende da quello
che si richiede. Quindi questa è un po' la struttura che abbiamo immaginato. Tra i servizi offerti ci saranno appunto delle esperienze legate alla conoscenza della storia familiare, quindi la visita nella casa in cui è nato Lavo, la chiesa in cui è stato battezzato, il cimitero in cui sono sepolti gli antenati, ma anche delle esperienze legate alla conoscenza della cultura d'origine, quindi appunto corsi di lingua e cultura italiana, quello che voi fate molto bene, ma anche corsi per apprendere antichi mestieri, musiche e danze popolari, tutto ciò che consente a un italo discendente di avvicinarsi alla cultura d'origine. Abbiamo immaginato anche delle working holidays che in realtà potrebbero essere anche delle esperienze di studio, come voi ci insegnate, quindi per delle attività che possano permettere ai viaggiatori delle radici di rimanere sul territorio d'origine per un tempo più lungo rispetto a quello che è una vacanza di pochi giorni, e quindi vivere da vicino la cultura del territorio. Quando ci chiedono invece quali sono le agevolazioni per i viaggiatori delle radici, come diceva il consigliere De Vita, abbiamo immaginato appunto questo passaporto, quindi diciamo una sorta di fidelity card che permetterà di avere delle agevolazioni e degli sconti, e quindi cerchiamo in questo modo di facilitare questo viaggio e questa esperienza. Tutto quello che vi stiamo raccontando sarà incluso in una piattaforma online che sarà pronta prima del 2024, quindi alla fine del 2023, e quindi da lì potete recuperare tutte le informazioni sul progetto ed eventualmente trasmetterle ai vostri corregionali, dal momento che voi siete insomma i rappresentanti. E ieri in particolare la signora Carla Rossi ci diceva: io vivo in Patagonia, per me sarebbe importante, è una zona periferica, sarebbe importante in qualche modo poter promuovere questo progetto. Sicuramente noi avremo bisogno di tutti voi per raggiungere tutti i nostri connazionali all'estero che vogliono realizzare questa esperienza, quindi daremo tutte le indicazioni affinché tutti voi siate partecipi di questo grande progetto in cui noi crediamo molto. Io mi fermerei qui e passerei la parola alla dottoressa Lambiase, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo sul territorio e per la grande professionalità che ha dimostrato in questi giorni. Io vi ringrazio ancora e insomma, per me veramente, ripeto, è probabilmente il mio ultimo viaggio fuori regione prima di diventare mamma, e quindi vi ricorderò. Sì, grazie. Grazie al Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Loris Basso. Racconto un aneddoto: appena sono stata conferita ufficialmente in questo ruolo di coordinatrice regionale Friuli Venezia Giulia del progetto PNRR Turismo delle Radici, a pranzo il Presidente Basso già lo sapeva e quindi abbiamo celebrato insieme. Quindi ringrazio l'ente che è sempre stato presente anche nel momento in cui ho cofondato il Fogolar Furlan di Pechino, a cui ho passato il testimone qualche mese fa al professor Macuglia, e ringrazio naturalmente il Ministero degli Affari Esteri, che ho l'onore e il privilegio di rappresentare su questo territorio, su questo progetto. Ringrazio tanti di voi che sono oggi qui presenti, che mi conoscono e che mi hanno supportato in questi mesi di preparazione e di stimolo e di conoscenza sul progetto PNR Turismo delle Radici. Il nostro territorio, il territorio di tutta la regione, è un territorio complesso, come accade in tante regioni del nostro paese, però ho trovato che ci sono dei legami che si connettono indipendentemente dal luogo specifico identitario, perché tutti ci si riconosce all'interno del Friuli Venezia Giulia, e quindi con questo spirito comunitario nelle varie differenze io mi auspico, ma sono sicura che continueremo a collaborare a far sì che veramente il Friuli Venezia Giulia possa diventare una bella best practice in questo progetto del PNR Turismo delle Radici. Quindi ringrazio e
faccio tanti auguri all'Ente Friuli nel Mondo, perché sempre dal punto di vista personale mi è stato accanto in tutto i miei quasi 20 anni all'estero, e ringrazio ovviamente, sono a disposizione vostra, di tutte le autorità qui presenti e delle nostre istituzioni rappresentative per ogni richiesta e esigenza che avessero bisogno sul nostro territorio, e ovviamente sono a disposizione di tutti i corregionali e i discendenti dei nostri corregionali. Grazie. Diamo la parola all'onorevole Loperfido. Peraltro, insomma, siamo abituati a descrivere i nostri Fogolars come degli ambasciatori, per cui ecco, immaginiamo che raccoglieranno anche l'invito che avete fatto oggi e diffondere la conoscenza. Prego. Guardi, mi ha rubato le parole di bocca, perché d'altronde se il Friuli è considerato una patria, i friulani nel mondo sono ovviamente gli ambasciatori di questa patria. Intanto buongiorno a tutti, cercherò di essere breve perché insomma so che c'è anche poi il Presidente che ha i suoi saluti istituzionali, deve tirare le fila, e quindi però la mia presenza è proprio perché ci tenevo ad essere qua presente. Come potete capire, il mio cognome non è di origine friulana, tutt'altro, però se c'è una delle cose di cui sono orgoglioso e anche onorato è che il fatto che la mia famiglia sia emigrata in Friuli, a Pordenone, che questo mi ha consentito di poter vivere e godere di quei valori che ci rendono veramente, come dice il nostro slogan, gente unica. E questo l'abbiamo potuto vedere anche nelle nostre esperienze all'estero. Io per professione, prima di essere parlamentare, ero un commerciale estero. Probabilmente sono particolarmente curioso, facendo anche delle gaffe delle volte, tipo come quando ovviamente tu vai a trovare il cliente all'estero, dal Sudafrica all'Australia, a Sud America, al Nord America, ti porta nel miglior ristorante di carne e ho questa abitudine di guardare il coltello. Una volta viene il cameriere e dice mi chiedo scusa se è sporco, e io invece no, dico guardi, semplicemente volevo vedere se anche qua il coltello era Tramontina, che era Tramontina do Brasil, che è emigrante friulano, che andò appunto anche lui emigrò, iniziò con una fabbrica di utensili per un'azienda di costruzioni, per poi iniziare a fare coltelli da Val Tramontina, per chi la conosce sa di cosa ha vissuto per secoli, ed oggi ha più o meno 3.000 dipendenti, ha non soltanto stabilimenti in Brasile ma in tutto il mondo. Fateci caso quando andate nei migliori ristoranti di carne, che non sia in Italia perché usano direttamente i coltelli di Maniago, ma se all'estero vedrete sicuramente i coltelli Tramontina. Oppure quella curiosità che ti porta a parlare con il console degli Stati Uniti d'America per portarlo da Pordenone a Udine, passando per Valvasone, fai vedere la fabbrica Iacuzzi e scopri che negli Stati Uniti non esiste il termine idromassaggio, ma è direttamente Iacuzzi, a dimostrazione del fatto che quanto fatto da un nostro immigrante è entrato così tanto nella loro cultura da essere parte della loro cultura, però parte della loro cultura con la solidità identitaria friulana che mantiene tanto forte le sue origini, le sue radici, al punto da voler mettere uno stabilimento anche qua in Italia. Ecco allora quanto si diceva prima, che la patria del Friuli ha i suoi ambasciatori in giro per il mondo, sono decine di migliaia, e grazie a questo progetto del turismo delle radici è anche bello dare una possibilità di farli tornare in questi piccoli borghi, villaggi, paesotti, paesini della nostra realtà friulana che tanto hanno dato. E io ho avuto l'occasione di poter andare per esempio in Argentina e vedere l'orgoglio con il quale i ragazzini di 6 anni fanno i centri estivi organizzati dal centro friulano. Questi ragazzini figli di friulani che passano le vacanze estive presso il centro friulano, dove imparano il friulano, fanno attività ricreative, passano le loro vacanze e si pongono un obiettivo: io da grande prima o poi volevo tornare da dove il nonno è partito. Ecco allora questo creare un legame forte è utile sia per concedere questa possibilità, e anche l'esperienza del convitto Paolo Diacono è un'esperienza importantissima, perché se il Ministero degli Esteri
ha un obiettivo, è anche vero che il governo ha un obiettivo, quello di rafforzare legami fondati sulla convergenza e comunità di intenti riguardanti la cultura, l'identità, un sentir comune per fare in modo che queste persone possano tornare da noi, oppure magari mantenendo forte il legame con la nostra regione, sviluppare quei legami culturali ma anche imprenditoriali che possono essere utili alla nostra economia. Ecco allora l'importanza di continuare a investire anche in questa tipologia di progetti che probabilmente, e non lo dico per piaggeria, è uno di quelli meglio riusciti del PNRR, perché ha già avuto non soltanto i finanziamenti ma anche ha iniziato a mettere proprio, ha avuto le gambe, la forza, la benzina e può essere ormai già in buona fase. Quindi a dimostrazione del fatto che anche le persone che sono state messe a questo tavolo per dare vita a questo progetto veramente sono riuscite a concretizzare qualcosa che era nelle corde dell'italianità ma anche della friulanità, quello di rafforzare ulteriormente dando utilità. E, avviandomi alla conclusione, mi rivolgo al presidente Toso da Vancouver che, ecco, fate il frico a Vancouver. Ecco, allora mi autoinvito perché sabato sarò a Vancouver con l'assemblea OSCE, la sessione annuale, e quindi dopo prendo il suo numero di telefono per autoinvitarmi a mangiare il frico a Vancouver. Detto questo, nel ringraziare veramente per quello che è stato fatto in questi 70 anni, noi abbiamo bisogno di questo tipo di legami, perché in un mondo digitalizzato in cui si pensa che con le videoconferenze si possa fare più o meno tutto, poi vediamo che c'è gente che è disposta a spendere 2 anni di stipendi per regalarsi il sogno di venire in Italia e venire a vedere da dove è partito il proprio avo, a dimostrazione che il legame è un qualcosa che va oltre la digitalizzazione, l'era moderna, e può veramente regalare storie belle che arricchiscono il nostro Friuli Venezia Giulia, e vedrete che anche questa volta il Friuli sarà l'esempio delle buone pratiche che daranno successo a questo vostro progetto. Io direi facciamo chiudere, grazie della pazienza il Presidente Consiglio regionale Bordin, grazie della presenza della Regione e del sostegno che da tantissimi anni, come detto prima, già dai primissimi anni la Regione ci ha sempre sostenuto nella nostra attività. A lei la parola. Grazie. No, grazie Presidente. Sono rimasto volentieri. Innanzitutto io porto il saluto del Consiglio regionale, ma qui con me, tra l'altro è presente ancora, con me ha vissuto poi l'intera giornata il consigliere Diego Bernardis, che è anche Presidente della Quinta Commissione, e c'erano poi vari colleghi, Pozzo, Balloc, Miani, Lirutti, Di Bert, Novelli. Credo di non aver dimenticato nessuno, ma questo a testimonianza che il Consiglio regionale oggi qui era ben rappresentato. Io vi faccio i complimenti perché sono state 3 ore, ma 3 ore intense, in cui siete riusciti in qualche modo a trasmettere in maniera molto chiara quella che è la mission e la storia dell'Ente Friuli nel mondo e il ruolo che ha svolto e continua a svolgere ancora oggi per quanto riguarda i friulani. E poi siete riusciti anche ad emozionare, credo che sia bello emozionarsi ancora, e quindi nei racconti che ci sono stati sia dal vivo sia attraverso i messaggi che avete proiettato abbiamo percepito quello che è l'amore per la nostra terra, per le nostre comunità, per il nostro Friuli, ed è un amore che deve farci emozionare, perché se riesce ad essere ancora così saldo, così forte, così diciamo acceso come un fuoco che non si spegne mai nonostante siano passate generazioni e generazioni, ecco, questo significa che la friulanità è un qualcosa che in qualche modo si riesce veramente a trasmettere, è un qualcosa che fa parte di noi ed è un qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi. Io ne sono profondamente orgoglioso e credo che tanti, se non tutti i friulani lo siano.
Prima pensavano, la friulanità come la possiamo anche definire? No? Mi verrebbe da dire che la friulanità è un distintivo di merito che possiamo, anzi dobbiamo esibire con orgoglio, ma è un distintivo di merito che non deriva dai meriti propri nostri, derivano dalla storia del popolo friulano, da quello che il popolo friulano è riuscito a creare e a trasmettere, gli ideali, i principi, i valori che in qualche modo sono insiti nel nostro essere friulani e sono poi gli stessi valori che oggi vivono nelle nostre comunità qui in Friuli, ma sono gli stessi valori che vivono nelle nostre comunità all'estero. E sono poi alla fine si identificano nell'impegno, nella dedizione, nella costanza, nella caparbietà, nel voler in qualche modo impegnarsi costantemente in quello che facciamo, con correttezza e serietà. E non sono cose scontate, ma sono poi quelle cose che ci hanno permesso, quando siamo andati all'estero e abbiamo portato la nostra storia e i nostri valori all'estero, di essere apprezzati e riconosciuti come tali. E quindi anche oggi, quando un giovane decide di intraprendere questa avventura, ha una fortuna, cioè lo fa sapendo che alle spalle ha un patrimonio ideale e di valori che è apprezzato e riconosciuto dappertutto. Quindi vai con un qualcosa in più. Quando arriva un friulano, non arriva uno qualunque. Non c'è solamente un viso, un nome, dietro c'è tanto altro. E questo ancora oggi aiuta i nostri giovani che intraprendono queste avventure. E poi questo progetto che sta avendo questo successo a me fa molto piacere, perché veramente per me, noi come Consiglio regionale stiamo cercando di sostenere anche queste iniziative con tutti i corregionali che si sono recati all'estero, con tutte le nuove generazioni, perché comunque far scoprire o riscoprire o riapprezzare il luogo, la cultura, la storia, l'identità che è il punto di partenza di loro o dei loro avi è un qualcosa di eccezionale, perché fa comunque rafforzare quel legame che c'è naturalmente tra la nostra comunità, i nostri territori, il nostro popolo e che in questo momento è più lontano. Quello che sarebbe bello è se poi naturalmente questo riaccendere la fiammella si tramutasse anche in un ritorno concreto, perché noi abbiamo bisogno, forse in qualche modo ne abbiamo fortemente bisogno, che chi magari è in questo momento rappresentante della friulanità all'estero, magari di seconda, terza, quarta, quinta generazione, possa avere e sentire la voglia di ritornare in Friuli e riportare dentro quelli che sono i valori nostri con l'evoluzione che hanno avuto nel tempo e con le esperienze che hanno maturato, perché questo è sarebbe un arricchimento fenomenale per quanto riguarda il nostro territorio e la nostra comunità friulana. E quindi io mi auguro che questo possa avvenire, perché ne abbiamo fortemente bisogno, perché forse questo attaccamento, questo amore ci aiuta anche a rafforzarlo noi stessi, che talvolta lo dimentichiamo, lo diamo per scontato, perché quando tu vivi in un territorio, in una comunità, rischi di non renderti conto talvolta di che cosa rappresentano, di che cosa c'è dietro, di che cosa siamo, di cosa siamo stati, di che cosa ci è stato lasciato in eredità. E se non ci accorgiamo e non ci rendiamo conto dell'eredità che abbiamo ricevuto, il rischio è che la possiamo un po' trascurare. E allora quindi quelli che magari questa eredità la sentono forse in modo più forte perché sono distanti, potrebbero aiutarci a risvegliarci anche noi da questo punto di vista. Ecco, questa è la mia speranza e il mio naturalmente augurio. Io vi faccio, dal nome del Consiglio regionale naturalmente, gli auguri per questo compleanno enorme. Vi ringrazio per il lavoro che state facendo, vi garantisco il massimo aiuto, il massimo sostegno del Consiglio regionale, lavoreremo sulle proposte che ci porterete, garantisco la massima vicinanza del Consiglio regionale, mia personale, ma di tutti naturalmente i colleghi, a tutte le comunità friulane nel mondo. Sentitevi liberi di contattarci, di chiamarci, di scriverci, di porci delle questioni, di qualunque cosa. Se possiamo, con qualunque gesto, con qualunque iniziativa, con qualunque azione, con un semplice pensiero, con un saluto, farvi sentire vicini ancora di più, ecco, sappiate che noi ci siamo e siamo a disposizione perché l'istituzione regione questo lo deve assolutamente fare. E quindi viva il Friuli, viva la friulanità e viva i friulani nel mondo. E 2 secondi, non vi rubo ulteriore tempo. A testimonianza di tutto questo, io oggi consegno al Presidente il sigillo del Consiglio regionale. Io lo do a te come Presidente. Grazie. Però il mio pensiero va
a tutti i furlans che sono in giro per il mondo. Vorrei che con questo gesto si sentite sempre più vicino a noi, alle nostre terre, alla nostra comunità e al Friuli. Vive il Friuli e vive il Friuli del mondo. Grazie, grazie Presidente. Grazie. Bene, grazie. Grazie. Allora, anche questo bel momento finale, io direi che non ci resta che mandare un mandi di cur a tutti i friulani che ci hanno seguito, quelli presenti, quelli che si sono collegati anche in streaming, e da questa sala così importante farei arrivare a tutti loro un grandissimo applauso a significare la nostra vicinanza. E poi naturalmente un po' di musica, perché in chiusura ritorna protagonista il Conservatorio Tomadini di Udine che ci propone Stellutis Alpinis. Allora, musiche e parole di Antonio Zardini, l'armonizzazione di Glauco Venir, la voce di Ester Pagnutti del triennio pop rock del Conservatorio Tomadini, arrangiamenti e pianoforte Walter Sivilotti. alla direttrice del Conservatorio Tomadini, Statale di Musica Tomadini, per averci regalato sia ieri sera un bellissimo concerto e oggi anche. Grazie maestro Sivilotti, grazie alle cantanti. Io volevo solo segnalare a Sivilotti un piccolo pensiero per questo ricordo. Ovviamente questa è opera della Scuola Mosaicisti del Friuli,
di Spilimbergo, un presente sicuramente al consigliere d'ambasciata De Vita. Ecco, vengo qua. Presente alla dottoressa, ovviamente questo bel cigno, augurando tanta felicità alla nuova famiglia. E i fiori, eccoli qua, ovviamente un concerto di fiori alla nostra Cristina. Guardare il fotografo là. E l'ultima alla Alessandra Salvadori, grazie per continuare a diffondere nell'intero Friuli con le trasmissioni Gnovis dal Mont il messaggio a tutti i friulani. Grazie per la collaborazione, grazie al sindaco e a tutti gli ospiti di oggi. Alla casa di cantinanza, quando facevi la riunione del Parlamento, sicuramente levi a bere un got. E quindi vi invito tutti a bere, e per il prossimo anno col Consiglio di amministrazione dovremo ancora decidere la nuova sede. Ci sono diverse comuni candidati, c'è Cordenons, perché poi ci potrebbe essere Gorizia 2025, ma ovviamente lo sposteremo, ma lo decideremo in seno al Consiglio. Grazie e mandi a Doc.